Ma qual è quello dove c'è un EBA risponde o ne devi fare o ne escerà un altro? Ne esce un altro, tra poco ne esce uno. Tu cerchi un Evo su YouTube, ecco, adesso ci siamo. Eh, Considerate anche che la diretta su YouTube è leggermente in ritardo rispetto a noi che parliamo, di qualche decina di secondi. Ok, ma ora teoricamente ci sta Se tu apri sentendo YouTube, ti trovi te che parli. dove? Vai su YouTube, cerchi un EBA e deve esserci. Ce l'ho. Storia. Scusa, mi mandi il link, Che così link? lo possiamo mandare anche durante la Certo, mattinata. sì, sì, adesso te lo mando. Mando tutti quanti voi. Ecco, dovreste averlo ricevuto ora. Sì? Provo a cliccare solo per sicurezza, ma dovrebbe esserci. Incredibile. Due, tre. Madonna, si impalla. Mhm.
Iniziamo? Insomma, nel 9:30 adesso, magari aspettiamo qualche minutino ancora, dai. Siccome ce ne sono già 20 collegati, aspettiamo un paio di minuti. Allora, iniziamo. Buongiorno a tutti.
Io sono Giuseppe Guaricci, sono membro del Comitato Esecutivo Nazionale dell'UNEBA e responsabile e coordinatore del servizio di formazione a distanza. Oggi con questa iniziativa UNEBA Risponde vogliamo non tanto fare formazione quanto dare informazioni nel mentre solitamente ci rivolgiamo agli enti gestori associati all'UNEBA, oggi invece ci rivolgiamo principalmente ai nostri dipendenti e alle famiglie, ai parenti, agli ospiti e a tutti i cittadini che abbiano interesse ad ascoltare il nostro punto di vista, quello dei nostri esperti, su quelle che sono, su quella che è stata una concomitanza di eventi degli ultimi giorni che hanno posto all'attenzione nazionale più problematiche, oserei dire una più importante dell'altra. Iniziamo quindi con la questione della titolarità degli oneri di spesa per l'assistenza ai malati di Alzheimer in RSA. Come sapete, ci sono state delle trasmissioni televisive importanti e dopo di quella tutte le associazioni si sono un po' mosse. Noi abbiamo fatto una lettera al governo e ai presidenti delle regioni per chiedere chiarezza sul tema, in quanto è diventato sostanzialmente un argomento del giorno, richiamato da alcune vecchie sentenze, ora ripetute, che hanno portato addirittura alcune strutture a restituire una parte della retta a alcuni ospiti che assistevano con la malattia di Alzheimer. Approfondiamo questo punto con l'avvocato Alberto Fedeli e l'avvocato Angelo Bianco, membri della Commissione Giuridica Nazionale dell'UNEBA. Passo subito a loro la parola, ricordandovi che potete fare domande e intervenire sia nella chat qui sotto su WhatsApp, sia scrivendo a info-uneba.org. Non saranno ammesse offese, cerchiamo di creare un dialogo costruttivo sulla base, insomma, di osservazioni fondate che con la collaborazione di tutti possano portare a capire meglio sia le problematiche sia come poterle risolvere. Passo la parola agli avvocati Fedeli e Bianco e cominciamo questo primo segmento sulle rette dei malati di Alzheimer in RSA. Buongiorno, benvenuti a questo spazio appunto di confronto. Iniziamo con gli oneri di spesa per i malati Alzheimer. Per poter approfondire questo tema, per poter discutere di questo tema, sono necessarie delle premesse. Sono necessarie delle premesse sul funzionamento del nostro sistema sanitario nazionale. Decreto legislativo 502-1992, articolo 1. Mi fermerò su questo. L'articolo 1, appunto, è attuazione di quello che è l'articolo 32 della Costituzione, tutela della salute, e individua lo strumento attraverso il quale lo Stato intende dare effettività a quel diritto costituzionalmente garantito. Pertanto, la tutela della salute è garantita attraverso il Servizio Sanitario Nazionale. Primo punto fermo. Siamo sempre nel medesimo articolo, andiamo al comma 2. Il Servizio Sanitario Nazionale assicura dei livelli essenziali e uniformi di assistenza definiti dal Piano Sanitario Nazionale. Garantisce attraverso le risorse pubbliche. Pertanto guardate come il legislatore apre con la tutela, apre con il diritto. Nel comma 2, subito dopo, si ricorda di dire e di informare il cittadino che questo diritto è un costo per lo Stato, pertanto è garantito attraverso delle risorse finanziarie pubbliche.
e individua quindi dei livelli essenziali di assistenza. Dice in altri termini, cittadino, non posso garantire tutte le prestazioni sanitarie possibili e immaginabili. Devo individuare quelle che sono le prestazioni sanitarie a carico dello Stato e quelle che invece io Stato non posso garantire. Vengono quindi individuati i livelli essenziali di assistenza uniformi sul territorio nazionale e poi attuati dalle singole regioni, poiché, come ben sapete, c'è il Servizio Sanitario Nazionale, ma ci sono poi i singoli sistemi sanitari regionali. Pertanto siamo sempre in quell'articolo 1, ma al comma 3 il principio della sostenibilità del Servizio Sanitario Nazionale viene esplicitato. L'individuazione dei livelli essenziali e uniformi di assistenza è effettuata contestualmente all'individuazione delle risorse finanziarie. La norma è chiara, garantisco un diritto, ma deve essere sostenibile questo diritto per le finanze dello Stato. E aggiunge, fondamentale questo per comprendere gli oneri di spesa per i malati Alzheimer, aggiunge che le prestazioni sanitarie ricomprese nei livelli essenziali, nei LEA, possono essere a titolo gratuito o con partecipazione alla spesa da parte del cittadino. Ritorno al concetto di prima. Caro cittadino, alcune prestazioni le garantisco interamente io Stato, altre prestazioni le garantisco solo in parte, un'altra parte deve essere sostenuta dal cittadino. Abbiamo parlato quindi dello strumento, ovvero il Servizio Sanitario Nazionale. Questo strumento ha vari attori, non ha solo lo Stato, abbiamo detto le regioni, ha poi le strutture sanitarie completamente pubbliche, ma anche i privati, ovvero enti, società, fondazioni, quindi anche enti del terzo settore, che erogano prestazioni sanitarie per conto del Servizio Sanitario Nazionale o del Servizio Sanitario Regionale. In altri termini, lo Stato non riesce da solo con le sue strutture a far fronte a tutta la necessità di cura, si avvale di soggetti privati che operano a spese dello Stato, con dei costi sostenuti dallo Stato. Questi privati che intendono operare per il Servizio Sanitario Nazionale hanno bisogno di 3A. Una prima, l'autorizzazione, ovvero devono essere autorizzati per poter erogare determinate prestazioni, avere determinati requisiti e conseguire un'autorizzazione distinta e diversa a seconda delle prestazioni da erogare. Non basta, hanno bisogno di un accreditamento, ovvero partecipare a degli avvisi pubblici, a dei bandi pubblici delle singole regioni e ottenere una sorta di patente, ovvero l'idoneità a poter erogare delle prestazioni nell'ambito del servizio sanitario regionale di riferimento. Quindi non basta essere autorizzati, ma c'è uno step successivo, ovvero essere accreditati, avere delle determinate caratteristiche ancora più stringenti che permettono di erogare le prestazioni per conto del servizio sanitario regionale. C'è la terza A, dicevo, un accordo contrattuale. Non basta conseguire la patente, ma occorre anche che ci sia un contratto con il quale la regione, la ASL di riferimento, l'azienda sanitaria di riferimento affidi determinate prestazioni al soggetto privato. In questo schema si muovono i soggetti privati che operano per il servizio sanitario. Non hanno una discrezionalità. Operano all'interno di norme predefinite, operano all'interno dei LEA, dei livelli essenziali di assistenza. All'interno di questi LEA è stabilito cosa è totale carico dello Stato e cosa invece è previsto con compartecipazione a carico dell'utente, del paziente. Devono rispettare i privati degli accordi contrattuali.
negli accordi contrattuali ci sono delle tariffe che non vengono definite dal soggetto privato, ma che vengono definite a monte nella disciplina prima nazionale, poi regionale e negli accordi contrattuali che rendono poi vincolante per il soggetto privato la tariffa, come tutte le altre caratteristiche che il servizio deve rispettare. Non c'è una discrezionalità, non siamo nella libera concorrenza, siamo in un settore normato, profondamente normato, addirittura con 3 diversi step, come abbiamo visto, di autorizzazione, accreditamento e accordi contrattuali. Questa è la mia breve introduzione per spiegare il contesto all'interno del quale ci muoviamo. E passo la parola al mio collega Alberto Vittorio Fedeli, che entrerà un po' più nel merito, fatte queste premesse. Io sono il premesso che, ora, dopo, nella parte più corposa, passo la parola al collega Fedeli. Grazie. Grazie Angelo della tua chiarezza, hai già dato veramente il riferimento di sistema, no? A partire dall'ordinamento così com'è. Sì, veramente hanno dato fastidio trasmissioni e notizie stampa in cui siamo accusati di essere ladri di salute, no? Perché pretendiamo le rette ai pazienti Alzheimer e vediamo da dove deriva, no, questa pretesa di gratuità sui pazienti Alzheimer. No, non siamo ladri di salute perché l'hai già detto tu, applichiamo noi e le regioni, il sistema sanitario nazionale, la normativa. Bisogna partire dall'assetto normativo, perché a volte bisogna ricordarlo, l'Italia non è un paese di common law, no? Quindi la giurisprudenza e i precedenti giurisprudenziali non sono fonti di diritto. Bisogna partire sempre dal dato normativo. Poi ci sono le interpretazioni, evidentemente le applicazioni giurisprudenziali, che non possono però essere disapplicative, no, del dato normativo, soprattutto se è legislativo ed essenzialmente legislativo. Appunto, come approfondimento andiamo adesso a vedere com'è questo sistema, no? Partiamo dall'integrazione sociosanitaria che è disciplinata, l'ha già detto l'avvocato Bianco, dal decreto legislativo 502/92, l'articolo 3 septies. E poi ecco i LEA, prima la definizione del decreto dal Presidente del Consiglio dei Ministri di DPCM, no? Abbiamo imparato a conoscerle sotto, sotto il Covid, i famosi DPCM, anche qui ci sono i DPCM. 14 febbraio 2001 e poi i DPCM che hanno posto i livelli essenziali di assistenza, che è il primo, il DPCM 29 novembre 2001 e l'attuale, quello del 12 gennaio 2017, in particolare per quanto riguarda le RSA, l'articolo 30. Attenzione che questi DPCM non sono solo fonti regolamentari, in teoria disapplicabili, no? Ma sono stati recepiti legislativamente o autorizzati legislativamente. Il 29 luglio 2001 è stato recepito dalla legge 289 del 2002, e quindi ha assunto una forza di legge, diciamo così, no? E lo stesso l'attuale DPCM, i nuovi LEA del 2017, sono stati emanati come modifica di quel DPCM autorizzata anche qui da una norma legislativa. Ecco, il sistema prevede l'integrazione sociosanitaria individuando 3 tipologie di integrazione: la prestazione sanitaria a rilevanza sociale, ed è di competenza dei comuni, scusate, delle ASL, quindi del Sistema Sanitario Nazionale, le prestazioni sociali a rilevanza sanitaria e le prestazioni sociosanitarie ad elevata integrazione sanitaria, quelle caratterizzate da particolare rilevanza terapeutica e intensità della componente sanitaria. Queste ultime due dovrebbero e sono, insomma, dalla normativa a carico del Sistema Sanitario Nazionale. Attenzione che queste 3 tipologie di integrazione vanno lette e considerate nel contesto dei livelli essenziali di assistenza, i DPCM che dicevo prima, che chiaramente distinguono 3 livelli di assistenza in base alla sua intensità. Abbiamo il primo corrispondente alla fase intensiva, cioè quell'impegno riabilito specialistico di elevata complessità, di durata breve, definitiva, insomma la fase acuta, ecco, diciamo così.
Il secondo corrispondente alla fase estensiva con minore intensità terapeutica, no? Una presa in carico comunque su un periodo predeterminato. Il terzo corrisponde alla fase di lungoassistenza, quindi sono trattamenti di lunga assistenza, di recupero e mantenimento funzionale. Ecco, la prima fase intensiva o acuta è gestita dagli ospedali, non possono gestire l'RSA, ecco, fondamentalmente. Ovviamente non siamo né autorizzati né accreditati a questo, ok? Ed è a totale carico del Sistema Sanitario Nazionale. La fase estensiva o post-acuta, si suol dire, no? È gestita dagli istituti di riabilitazione, che di nuovo non sarebbero le RSA, che nelle diverse denominazioni delle normative regionali sono le cure intermedie, o in prospettiva, quando saranno attuati, gli ospedali di comunità. eh. E questo a carico anche questo, la fase estensiva, a carico del Sistema Sanitario Nazionale. Quando dico a carico del Sistema Sanitario Nazionale vuol dire che la prestazione è gratuita, va da sé, mi raccomando. Ma la fase estensiva è a carico del Sistema Sanitario Nazionale per un massimo di 60 giorni, quindi è pur sempre un intervento post-acuto in fase estensiva, dove c'è la componente prioritaria sanitaria, ma appunto in una fase di periodo limitato. Poi c'è la fase di lungoassistenza, e qui rientrano le RSA. Sono ricompresi RSA e comunque i servizi sociosanitari residenziali o semiresidenziali per anziani non autosufficienti. Ci possono essere anche i centri diurni, insomma, no? Semiresidenziali. Nella lungoassistenza sono ricompresi i trattamenti di recupero e mantenimento, quindi c'è appunto una lungoassistenza, no? Funzionale di tipo residenziale a favore di persona anziana non autosufficiente affetta da patologia cronico-degenerativa non curabile a domicilio. Ecco, quando uso tutte queste parolone è perché adesso non voglio mica annoiare, sto citando la normativa, dovrei mettere sempre le virgolette. Come ho detto, qui rientrano le RSA della fase della lungoassistenza, che hanno ancora la definizione data dal decreto del Presidente della Repubblica del 97, 14 gennaio 97. Cosa sono le RSA? Presidi che offrono a soggetti non autosufficienti, anziani e non, con esiti di patologie fisiche, psichiche, sensoriali o miste non curabili a domicilio, un livello medio di assistenza medica, infermieristica e riabilitativa, accompagnato da un livello alto di assistenza tutelare alberghiera, modulata in base al modello assistenziale che le regioni poi si sono date, perché poi, come ha spiegato l'avvocato Bianco, ci sono le regioni, l'altro attore, no, che deve poi attuare, no, la normativa nazionale. Ecco, questa è l'RSA. E tutte le strutture di lungoassistenza sono previste dai LEA in quelle tipologie di servizi che prevedono un sistema di compartecipazione ai costi al 50% tra ospite e ospite o comune, perché sapete che il comune può intervenire, insomma, no? A coprire parte della retta nei casi previsti, e 50% al sistema sanitario nazionale e quindi al fondo sanitario regionale, perché poi è attuato dalle regioni. Mm? Ecco, questo lo fissano i LEA, non lo fissano le RSA, quindi non siamo ladri di salute per nulla, no? Attuiamo la normativa nazionale e le DGR regionali che fissano poi il sistema delle regole di remunerazione. Ma perché si fissano i livelli essenziali di assistenza a questa percentuale? Anche qui cito il DPCM del 2001, perché le prestazioni nelle quali la componente sanitaria e quella sociale non risultano operativamente distinguibili si stabilisce, si conviene una percentuale di costo non attribuire alle risorse finanziarie destinate al sistema sanitario nazionale. Nell'integrazione appunto sociosanitaria ci sono prestazioni sociosanitarie, come abbiamo detto in precedenza, dove effettivamente non è distinguibile in maniera definita, matematica, oserei dire, no? Ciò che è sanitario e ciò che è socioassistenziale, perché insieme in maniera non distinguibile
costituiscono la prestazione che viene data all'ospite, soprattutto all'ospite in lungodegenza. Ecco che interviene lo Stato con il LEA, in base anche, come ha detto l'avvocato Bianco, a un ragionamento rispetto alle coperture pubbliche, insomma, della spesa sanitaria, a fissare convenzionalmente delle percentuali, 50% se la sanità nazionale, 50% gli utenti. Mm? Ecco, questa indistinguibilità, no, della componente sanitaria e sociosanitaria, secondo la normativa, legittima questa ripartizione dei costi. E ora vediamo però la giurisprudenza, no? Parrebbe tutto chiaro, fondamentalmente, che cosa è successo. Ma prima di accennare alla giurisprudenza e all'orientamento anche più recente che ha creato problemi e poi difficoltà anche a leggerla, e letture distorte, come abbiamo detto prima anche dai mass media, vediamo quell'orientamento giurisprudenziale che pure è consistente che è partito dal dato normativo e ha applicato il dato normativo. Sensato giudice amministrativo, il Consiglio di Stato, che già nelle sentenze del 2015 ha ben chiarito che la malattia di Alzheimer non si presta a quella tipologia di prestazione di elevata integrazione sanitaria che dicevo all'inizio, atteso che non ha una fase post-acuta, la malattia di Alzheimer, o comunque di durata breve o definita, nella quale intervenire in modo intensivo, no? Fase intensiva o eventualmente estensiva, ma richiede una lunga assistenza. E inoltre, sempre il Consiglio di Stato ha detto che è una forzatura considerare i malati di Alzheimer nell'area dei malati psichici, anch'essi, secondo i LEA, sarebbero di copertura del Sistema Sanitario Nazionale, quindi in gratuità il servizio. Perché appunto stiamo parlando, no, di un processo degenerativo cognitivo che richiede appunto un'assistenza appunto integrata di lungo periodo. Mm? Ed è vero, come ricordo il Consiglio di Stato, che i LEA non considerano specificatamente la malattia di Alzheimer. Ma proprio per questo, applicando comunque le definizioni normative, il Consiglio di Stato ha detto che non è illogico e non è assolutamente illegittimo che la Regione faccia rientrare il trattamento di Alzheimer appunto nel trattamento di lunga assistenza di persone anziane non autosufficienti. Ci sono state anche sentenze della Cassazione del 2017 e una anche più recente, più recente ormai è passato qualche anno, comunque il 2019, che riconducono espressamente le prestazioni sanitarie integrate inscindibilmente alle prestazioni socioassistenziali in regime residenziale al regime appunto di compartecipazione. Perché il fatto di essere integrate, la parte sanitaria e socioassistenza sanitaria, legittima la compartecipazione, secondo idea, è un presupposto. E a giudizio della Cassazione rappresenta una ripartizione interna tra più centri di spesa del costo dell'unica prestazione integrata. Però bisogna dare atto comunque appunto di questo orientamento giurisprudenziale che è più attento, no, al dato normativo. Va a sottolineare anche che si è abbandonato la vecchia classificazione del 1985 con il DPCM del 2001, in cui si è appunto fatto rientrare nel Servizio Sanitario Nazionale le prestazioni integrate. Ma nel fare rientrare le prestazioni integrate si è posta una limitazione dell'intervento della spesa pubblica, legittimato rispetto a quello che avete sentito, insomma, dall'avvocato Bianco, no? Dal sistema ordinamentale. Arriviamo però all'orientamento più recente della Cassazione, quello che ha fatto problema o può fare problema. L'orientamento più recente ritiene che allorché le prestazioni di natura sanitaria, qui leggo per essere preciso, non possono essere eseguite se non congiuntamente all'attività di natura socioassistenziale, talché non sia possibile discernere il rispettivo onere economico, prevale in ogni caso la natura sanitaria del servizio, in quanto le altre prestazioni
addirittura diversa, devono ritenersi addinte alle prime da un nesso di strumentalità necessaria, essendo dirette a consentire la cura della salute dell'assistito, di talché la complessiva prestazione deve essere erogata a titolo gratuito. Spero sia capito un po' l'inversione della questione. A livello normativo il fatto che ci sia un'integrazione, quindi l'impossibilità di distinguere, no, la componente sanitaria e socioassistenziale e i relativi costi è premessa della compartecipazione, no, delle rette. Qui diventa addirittura condizione per attrarre, laddove in ogni caso c'è una prevalenza, no? Ma anche se non c'è la prevalenza, alcune sentenze dicono, per attrarre il tutto nella competenza del sistema sanitario nazionale, quindi nella gratuità. Attenzione però, bisogna interpretare la legge, ma bisogna interpretare anche le sentenze. Queste stesse sentenze che hanno fissato questo principio mh, hanno avuto senz'altro come fattispecie giudicata i casi di Alzheimer, ma non vuol dire che a tutti gli ospiti affetti da morbo di Alzheimer debbano fornirsi le prestazioni in gratuità. Mi spiego. Alla luce di questi principi della Cassazione, l'ultimo orientamento, già sentenze di merito tenute anche a riferirsi, no, a questi principi, hanno ben riconosciuto, un po' rifacendosi a quello che diceva la giustizia amministrativa, che occorre escludere che sia possibile ricondurre tout court i malati di Alzheimer, anche se invalidi al 100%, nella categoria dei soggetti bisognosi di una prestazione assistenziale inscindibilmente connessa a quella sanitaria. E ancora il morbo di Alzheimer è patologia notoriamente caratterizzata non da una fase post-acuta, ma integrante una patologia degenerativa che incide sulle funzioni cognitive, dunque rientranti nelle forme di assistenza semiresidenziale e residenziali. E attenzione che queste sottolineature sono perfettamente dei giudici di mero coerenti anche con l'ultimo orientamento della Cassazione che ho appena citato. Perché questo orientamento nel dire che la sussistenza di una prestazione socioassistenziale inscindibilmente legata alla prestazione sanitaria non dipende tanto dalla situazione di limitata autonomia del soggetto, quanto invece nella individuazione, attenzione, di un trattamento terapeutico personalizzato che non può essere somministrato se non congiuntamente con la prestazione assistenziale. Quindi non basta essere malati di Alzheimer, occorre l'esistenza di un trattamento terapeutico personalizzato che è diverso dal piano assistenziale individualizzato, che integra il PAI, il famoso PAI, le eventuali necessità farmacologiche di trattamento con quelle di natura riabilitativa e sociale. E anche il continuo monitoraggio e assistenza infermieristica e la somministrazione dei farmaci, pur prevista nei piani di assistenza individualizzati, non giustifica, ecco, l'applicazione di quei principi giurisprudenziali, quindi la gratuità del servizio, perché è un servizio anzitutto sanitario, no? In cui è servente la componente sociale. La giurisprudenza fa riferimento al trattamento terapeutico personalizzato, che è una valutazione di presa in carico specialistica che valorizza la patologia di Alzheimer, no? Ma come motivo determinante del ricovero, con attenzione quasi esclusiva di carattere medico-terapeutico. Se c'è questo trattamento terapeutico e si chiede l'ammissione alle RSA, laddove è appropriato rispetto a questo trattamento terapeutico, oserei dire, allora si applicano i principi giurisprudenziali. Altrimenti, in assenza di trattamento terapeutico personalizzato, anche se si è un malato di Alzheimer, il ricovero avviene per mera richiesta della parte, specificamente nella scelta di una struttura di lunga assistenza. E quindi anche gli ultimi renditi giurisprudenziali non troverebbero applicazione. Da ultimo mi fermo, magari sentiamo delle domande. In alcune di queste giudizi, no, ci sono state condanne restitutorie, no? Là dove appunto si è detto
ma sempre per una valutazione del caso concreto, non solo perché sei malato di Alzheimer, perché c'è un trattamento terapeutico, laddove si è detto che in quel caso lì allora la prestazione era sanitaria da rendere gratuitamente, si è chiesta la ripetizione, no, delle rette versate all'RSA, no? Fondamentalmente come un indebito oggettivo, in quanto appunto non dovute. Ecco, attenzione, poi magari se ci sono domande lo spieghiamo bene. Capisco che giuridicamente se hai pagato un qualcosa non dovuto devi averlo in restituzione e la restituzione viene fatta da chi l'ha ricevuto. Ma, e questo non è stato certo cambiato dalla giurisprudenza, qual è il soggetto che deve coprire la spesa sanitaria in questi casi? Le strutture private accreditate? Eh no, il sistema sanitario nazionale, no? E quindi le regioni. Quindi devono avere un ruolo anche nella chiamata in causa e in giudizio, le stesse regioni o in separata sede a coprire queste spese. Dopodiché effettivamente c'è una poca chiarezza di tutto il sistema e bene ha fatto un'EBA a richiedere al governo e ai ministri di chiarire, no, tutto questo. Nella prospettiva non solo della tutela degli enti, ma della tutela del diritto della salute, perché se ha ragione la Cassazione su questa ipotesi in cui il trattamento terapeutico personalizzato ti riconosce la gratuità del servizio, dobbiamo tutelare anche questi soggetti. Però non si può scaricare tutto questo sulle strutture private accreditate, perché compete al sistema sanitario nazionale coprire questi costi. Poi è un problema politico-legislativo e di finanza pubblica, mi rendo conto, però non possiamo risolvere noi i problemi della finanza pubblica in materia sanitaria. Grazie Alberto. Non ci sono domande, quindi sei stato come al solito evidentemente molto chiaro. Io da collega mi chiederei per quale ragione, anche in virtù di quello che hai detto, la, la struttura che ha restituito, come sappiamo, le quote alle famiglie, non abbia chiamato in giudizio subito la regione, perché questo insomma avrebbe già un po' aiutato a chiarire un po' le cose. Purtroppo non abbiamo tempo, magari lo faremo nelle FAQ che verranno a seguire dopo questo intervento. Passiamo ora al secondo segmento, che è quello dedicato al rinnovo del nostro contratto collettivo. Come dicevo in apertura, più che una formazione a distanza, con questo webinar vogliamo più che formazione, vogliamo fare informazione e in modo particolare ci stiamo rivolgendo quest'oggi proprio alle famiglie e ai dipendenti. Prima di passare la parola alla nostra Valeria Gamba, vi ricordo che è possibile fare delle domande che non saranno accettate per nessuna maniera offese o commenti di cattivo gusto. Stiamo cercando proprio insieme con voi di capire per quali ragioni il contratto, oggettivamente il rinnovo del contratto abbia avuto un rallentamento, perché solo di questo si tratta, e lo facciamo, ecco, con rispetto dei vari ruoli, cercando di chiarire a tutti i dipendenti che applicano il nostro contratto effettivamente quali sono le reali posizioni. Le domande si possono fare o qui sotto su YouTube oppure scrivendo a info@uneba.org. Prego Valeria. Sì, buongiorno a tutti. E correttamente sottolineo il termine che ha utilizzato l'avvocato Guaricci, nonché carissimo amico Giuseppe. Informazione. Per parlare di rinnovo di contratto collettivo nazionale di lavoro bisogna sottolineare e scrivere in grassetto la parola informazione. Innanzitutto voglio riprendere 4-5 punti che sono fondamentali per capire
la strada avviata di rinnovo del contratto nazionale di lavoro. Avviata vuol dire che non è stata chiusa, vuol dire che siamo ancora, come è stato dichiarato in sede di Ministero del Lavoro, aperti al rinnovo contrattuale, perché è quello che vogliamo, perché il contratto UNEBA rappresenta un numero considerevole di lavoratori ed è il contratto primario nel settore. Quindi sappiamo perfettamente che è un contratto significativo, ma non si può parlare di rinnovo contrattuale se non si fa riferimento a un periodo storico, quello che abbiamo appena vissuto, veramente storico, ma prima ancora che storico, perché ce lo ritroveremo negli anni, loro citeranno i libri di storia ai nostri figli, problematico, pandemico. Abbiamo rinnovato il contratto nazionale di UNEBA 2017-2019 e abbiamo sottoscritto con i sindacati il testo del rinnovo contrattuale il 14 febbraio del 2020, data che ha preceduto di pochissimo la dichiarazione di stato di emergenza e poi di stato pandemico. Questo ha di fatto frenato, modificato, cambiato tutti gli scenari del mondo di lavoro, del mondo del lavoro. Oggi noi ci troviamo a doverci confrontare, noi enti, noi erogatori del servizio, ci troviamo a doverci confrontare con una crisi del mercato del lavoro del nostro settore. Se una volta l'offerta era almeno pari alla domanda, oggi l'offerta è ridottissima rispetto alla domanda. Seconda cosa, oggi quell'attenzione, quella passione verso questo lavoro non è più legata, come si preferisce far credere, all'aspetto retributivo, remunerativo, ma bensì alla propria mancata disponibilità di offerta. Perché? Perché la gente ha gli operatori, i sanitari, i parasanitari, gli operatori di interesse sanitario. Oggi hanno paura di un contesto sanitario dal quale non siamo ancora usciti. Non siamo ancora usciti. Secondo punto, che è, se volete, fondamentale invece per la base di rinnovo contrattuale, che è il punto di confronto avuto, in corso e che avremo con la controparte sindacale, le 5 sigle sindacali, per le quali, devo dirlo, al tavolo c'è un reciproco rispetto e la consapevolezza che questo punto che vi dico adesso è di rilevanza quanto mai importante. Il carico che gli aumenti contrattuali oggi hanno sulle famiglie. Abbiamo sentito l'intervento dell'avvocato Fedeli, dell'avvocato Bianco, e in comune hanno tutti citato il termine risorse. Bene, si fa presto a dire ti do 200 euro di aumento al mese, te ne do 300, il riparametro, questo. Il problema è il senso di responsabilità che UNEBA si sta portando sulle spalle nella scelta e nelle decisioni è proprio questo. Ma i 100, i 50, i 200, gli 800, qualsiasi cifra, dove vanno a pesare? E su quali tasche vanno a pesare? Perché se non ci sono le risorse da parte dello Stato, delle regioni, ci è stato spiegato che parte del contributo viene dalle regioni, con che cosa gli enti pagano? Con che cosa gli enti erogano? Ci si chiede sempre, l'abbiamo messo al tavolo sindacale, ma quanti soldi entrano? Quando entrano? La maggior parte degli enti, e in questo si chiede corresponsabilità, non ha ancora ricevuto i soldi dei saldi delle prestazioni del 2023. Siamo alla fine di siamo ai primi di luglio, ma gli stipendi sono stati pagati sempre. Quindi queste sono difficoltà oggettive che pesano sul rinnovo contrattuale. La sostenibilità, quindi, altra parola che
gli avvocati che mi hanno preceduto hanno più volte ripetuto, la sostenibilità, non si può rinnovare un contratto senza la sostenibilità, perché allora si fanno delle firme e poi si mettono le clausole dove si dice se mi daranno i soldi te li do, se non mi daranno i soldi ci sediamo nuovamente a discutere. Quindi un'EBA non vuole essere leader nel rinnovo contrattuale e non raccontarsi da sola delle storie. Quindi se ti do X è perché ti posso dare X. Altro aspetto importante, vado veloce perché so che il tempo è molto contenuto, le cose da dire sarebbero tantissime, però ci sono due ulteriori punti che sono importanti. Siamo tutti abituati, parlo anche per me, tutti abituati a leggere nel contratto i livelli retributivi. Per quanto riguarda un'EVA, l'articolo 43. Il minimo retributivo mensilizzato 1379. Parlo di una cifra che viene assegnata alla stragrande maggioranza delle figure operanti nelle nostre RSA, cioè ASA OS. Ma il contratto non è solo un minimo retributivo tabellare, il contratto è molto di più. E quando si fanno le comparazioni con gli altri contratti, quante mensilità ci sono? Un'EBA non ne ha 13, ne ha 14. Cominciamo a prendere una mensilità e dividiamola diviso 12, vediamo quanto incide sull'elemento tabellare retributivo. Un'EBA è assistenza sanitaria integrativa. Vi do due numeri, due che sono spaventosi, ma sono meravigliosi allo stesso tempo. Un'EBA con l'Istituto dell'Assistenza Sanitaria Integrativa dal 2017 al 2023, sono numeri reali, ha garantito prestazioni per 214.637 rimborsi totali, parziali, prestazioni sanitarie, cioè ha garantito 30 milioni di euro di prestazioni, che se io li traduco in contratto, in elemento retributivo, facendo una media, visto che parliamo anche tanto di statistiche nei confronti, sono altri 140 euro in più di contratto sul tabellare. La banca etica. Che cos'è la banca etica? Articolo 67 del contratto. È un elemento valoriale importante. Perché? Perché è la condivisione e il supporto a chi, lavoratori, non ha più copertura retributiva. E allora entriamo in questi temi. Quanto costa l'assistenza sanitaria? Costo, quant'è la retribuzione oltre ai 140 euro di media di prima? Sono 84 euro di retribuzione che paga l'ente a fronte di 14 euro che paga il lavoratore. Quindi se io devo parlare di contratto, non basta dire ma io prendo di livello retributivo 1370 o 90 euro. Quanto incidono i contratti regionali? Il secondo livello? Parecchio, ma non lo sappiamo perché non li conosciamo. Chiudo perché poi lascio spazio alle domande. Mi sembra giusto, questo era il significato l'obiettivo del mio intervento, quello che mi è stato chiesto, di sintetizzare velocemente per lasciare spazio alle domande e rimanere nei tempi, ma cosa sta facendo un'EBA? La risposta è chiara, diretta. Apre, non chiude i rinnovi, apre, mantiene aperto il tavolo del rinnovo contrattuale, vuole ottenere un rinnovo contrattuale, tenendo presente che non è il contratto UNEBA un contratto fermo dal 2010 o dal 2012 al 2024. UNEBA nel frattempo ha fatto un altro contratto, ha fatto un altro rinnovo contrattuale. Quindi gli adeguamenti, che sono doverosi, devono tenere presente e devono confrontarsi con questi essenziali punti. La crisi del mercato, che non c'entra niente con i livelli retributivi,
Il senso di responsabilità importantissimo, forse primario, nei confronti delle famiglie e degli utenti, perché sulle loro tasche, se non paga lo Stato, che si va a pesare. Il numero di dipendenti coinvolti e gli enti che non sono solo grandi, sono anche piccolini. E in realtà l'incidenza dell'aumento non è uguale, perché i piccoli hanno dei costi fissi molto più alti rispetto ai grossi. E poi tutto quello che viene erogato e che non è visualizzato nella tabella A o B del tabellare, ma che costituisce una fonte di remunerazione, che costituisce retribuzione. Io non so se sono stata, mi rivolgo all'avvocato Guaricci, non so se sono stata troppo veloce, troppo, però i punti essenziali del contratto erano questi. Microfono? Direi che ci siamo, grazie Valeria. Hai fatto molto bene a partire dalla pandemia. Io dico spesso che questi primi anni venti sono veramente gli anni in cui è il periodo più brutto per i gestori dei servizi sociosanitari, perché non ci dimentichiamo che oltre alla pandemia abbiamo avuto una crisi energetica importante che ha costretto a sostenere maggiori oneri. Abbiamo avuto un paio di guerre non da poco, abbiamo avuto la mancanza del personale di cui parleremo dopo e ci aggiungerei anche i troppi requisiti che sono richiesti dalle regioni affinché si ottenga l'autorizzazione e l'accreditamento che comportano ulteriori oneri per le strutture. Ecco, quindi questo per sottolineare ancora una volta che c'è assolutamente la volontà di portare avanti fino alla chiusura del rinnovo del contratto e che noi riteniamo sacrosanto. Non peraltro il nostro contratto è quello più applicato in Italia e un paio di anni fa si iniziava a parlare addirittura di un contratto sociosanitario unico proprio partendo dal nostro, che è quello che è sicuramente più ricco di istituti. Dunque, io a questo punto ti girerei la domanda che è una piccola provocazione, ma alla quale possiamo assolutamente dare risposta, la domanda di Silvio Arienti, il quale ci chiede: ma il rischio di impresa, giustamente, è dei lavoratori o della parte datoriale? Direi che la risposta è spontanea ed è immediata, di entrambi, perché non esiste il lavoratore se non c'è l'imprenditore. Non c'è, vuol dire che non c'è lavoro. E non è vero che tanto tutti invecchiamo, tanto tutti ci ammaliamo, tanto tutti andiamo nelle strutture. No, no. La sostenibilità è la parola più importante, la sostenibilità, perché non posso dare 10 come imprenditore e toglierti 50? Cioè, dobbiamo andare tutti verso un ragionamento di reciprocità, di condivisione. E mi ero tenuta, ma utilizzo questa espressione per rispondere a questa domanda, questo mio pensiero conclusivo, che invece uso adesso. Cioè, costruire un contratto vuol dire trovarsi insieme, trovarsi datore di lavoro e lavoratore, un'EBA e organizzazioni sindacali. Questo vuol dire. Rischio di impresa? Sì, accidenti se c'è rischio di impresa. I lavoratori sanno che ci sono degli obblighi, ne ha fatto accenno l'avvocato Guaricci, quando poc'anzi ha detto ci sono dei requisiti obbligatori a cui regioni, enti terzi chiamano tutte le fondazioni, tutti gli enti privati. Questi requisiti li dobbiamo rispettare.
Non possiamo non rispettarli, perché altrimenti ci vengono tolti anche quelle poche risorse che vengono date. E questi requisiti comportano che l'impresa sia sostenibile, garantisca sostenibilità, continuità e legalità. 3 elementi che costano. Non so se sono riuscita a rispondere in maniera diretta e chiara. Assolutamente sì. Pippo Don ci chiede, pur comprendendo tutti i costi che gli enti devono soddisfare, forse non è giusto che i dipendenti si accollino i problemi degli enti pubblici o delle famiglie. In realtà abbiamo già parzialmente risposto a questa domanda. Ci sono delle cose, delle situazioni, e qui tolgo l'abito del tecnico e parlo da persona, che sono, non puoi derogare, quali non puoi derogare. Situazioni difficili che vorresti non affrontare, ma non puoi farlo e le devi fare. Ecco che non si può, ed è per questo che in parte abbiamo già risposto, non si può dare il contentino, ti do X perché così siamo a posto, se poi non lo sostengo, se poi non riesco a fargli fronte, perché questo vuol dire tradire i nostri lavoratori. Io ogni volta che mi è stato chiesto di intervenire in webinar, corsi di formazione. Io sono sempre partita da 2 elementi. Uno, la consapevolezza e l'informazione a chi mi ascoltava che i lavoratori per i nostri enti sono la benzina, non sono il motore, sono la benzina. Tu puoi avere un motore, puoi avere in mano una Ferrari, ma se con la Ferrari, come dico io, devi andare in campagna, hai rotto la Ferrari. Se con la Ferrari non hai a benzina a sufficienza, non vai a 300 all'ora, ti fermi, non parti neanche. Se la Ferrari non la sai guidare, ti schianti, ti fai più male ancora. Noi questo abbiamo consapevolezza nei confronti dei nostri lavoratori. Noi sappiamo che sono la nostra Ferrari, ma non possiamo per questo romperla. Dobbiamo avere consapevolezza, e in questo stiamo chiedendo al tavolo con la controparte di ragionare riconoscendo ai lavoratori, per noi importanti, un aumento che sia un aumento congruo, sostenibile e che risponda anche alle aspettative di questi lavoratori. Quindi il rischio c'è. Stefano Conti, lei giustamente ha parlato di crisi del settore, ma se il contratto si mantiene su questa linea, ci sarà un esodo. Anticipo una parte della tua risposta, Valeria, nel senso che ehm, se è vero che c'è una crisi del settore e che ci sarà un esodo, evidentemente, poiché anche noi abbiamo difficoltà reali ad arrivare a fine mese per sostenere tutti gli oneri che dobbiamo sostenere per assistere con tante unità di personale qualificato, gli ospiti che assistiamo nelle nostre strutture. A questo punto è bene che i dipendenti, in questo caso, capiscano che la responsabilità non può essere nostra perché siamo sulla stessa barca e ci aiutino a far comprendere queste problematiche a chi di competenza, al governo e alle regioni. Che ne pensi, Valerio? Allora, penso che da tecnico penso che la risposta sia nei numeri. Secondo me parlano i numeri non sono soltanto qualcosa di scritto. La crisi del settore, la crisi del personale, la mancanza di personale, la crisi dell'offerta, come si chiama correttamente, non è dovuta alla tabellare.
La crisi è dovuta e alla comparazione con altri contratti. Ci tengo a precisare che altri contratti di cui abbiamo tutti avuto informazione e conoscenza di rinnovi negli ultimi mesi non sono stati rinnovati nel 2020. No, no, no. Semmai sono stati rinnovati dopo e comunque si allineano. Non è vero che sono fuori da un trend che li allinea sostanzialmente. Sì, poche, forse qualcuno avrà qualche decina di euro di differenza sul tabellare, ma non ha quello che vi ho detto prima, non ha benefici legati alle coperture per le spese sanitarie. Ricordiamoci che è un istituto importantissimo, perché stiamo andando verso una crisi della sanità. L'abbiamo sentito, lo continuiamo a sentire. Non abbiamo posti, non troviamo prenotazione, non troviamo niente. Un'EBA in questo è andata incontro ai lavoratori, versus i lavoratori. Quindi l'esodo non è legato al tabellare, è legato a qualche cos'altro, sicuro. E l'altro aspetto che è determinante e che è strettamente legato a questa mia risposta è, ma anche questo anticipato dal carissimo Giuseppe Guaricci, è più differenziamo i contratti e più sosterremo il turnover e l'esodo. E ci stiamo ragionando, cioè il contratto unico di settore che riconosca l'identità di tutte le varie diverse associazioni, ma che uniformi il tabellare ed è la cosa più logica, se volete, più vicina a quello che è un pensiero futuro. Grazie Valeria. Ancora Silvio ci chiede, che ci obietta che abbiamo proposto soltanto 50 euro. È il caso di ricordare, questo probabilmente deriva dalle comunicazioni un po' fuorvianti che si sono moltiplicate nell'ultimo periodo, che noi abbiamo proposto solo 50 euro, ma come acconto. Io ti passerei l'ultima domanda da un lavoratore di Cremona che dice: noi possiamo capire anche tutte le vostre difficoltà, ma possiamo avere anche un'idea dei tempi in cui si perfezioneranno le trattative fino al rinnovo? Sì, nel senso che non ho una risposta in termini di data, mese. La risposta è l'intenzione di un'EBA è di chiudere il più velocemente possibile e quindi fosse possibile anche nel pieno agosto, va benissimo, non è un problema quello. Giustamente riprendo quello che ha appena spiegato l'avvocato Guaricci in termini di 50 euro, ha fatto bene a fare questa precisazione. In sede di Ministero del Lavoro e di corretta informazione va detto che UNEBA ha precisato che 50 euro erano un primo punto, perché bisogna, questo è, diciamo, non è 50 euro il rinnovo del contratto. 50 euro è stato chiarito perché era giusto farlo, era giusto che UNEBA intervenisse in sede di Ministero del Lavoro e di incontri che hanno preceduto il tavolo. Quindi era un acconto. Risposta, credo, di chiusura, c'è la volontà, riconferma a nome di UNEBA la volontà di addivenire a una soluzione congiunta, condivisa, sostenibile, perché deve essere sostenibile, e che possa rispondere da un lato alle problematiche degli enti imprenditori che devono garantire, come vi ho detto prima, continuità, sostenibilità, legalità, dall'altra parte le aspettative dei lavoratori, perché abbiamo consapevolezza che è importante per noi la forza lavoro. Grazie Valeria. Devo dire che sono molto soddisfatto della possibilità che abbiamo avuto di spiegare un po' meglio quali sono le nostre ragioni. Mi sento di tranquillizzare un po' i lavoratori, che ringrazio per aver posto le loro domande
e che spero abbiano avuto soddisfazione dalle nostre risposte. Passiamo al prossimo segmento, al prossimo argomento, che è quello sulla mancanza del personale, in modo particolare sulla mancanza degli infermieri. Come sapete è un problema abbastanza diffuso, abbastanza noto. La nostra associazione ha ideato un progetto denominato Samaritanus, che sicuramente non può risolvere il problema risolto a livello governativo nel momento in cui si capirà che non si possono continuare a tenere determinate facoltà universitarie a numero chiuso in un contesto storico in cui la popolazione sarà sempre più anziana e le figure di cui avremo sempre più bisogno sono proprio i medici e gli infermieri. Come riusciamo noi o come proviamo ad arginare questo problema? Ce lo spiega Francesco Facci, a cui passo la parola. Chiedo a Francesco di essere nei tempi, considerando che sicuramente ci sarà anche in questo caso qualche domanda. Grazie. Grazie a tutti i partecipanti che mi permettono di informare appunto su questo tema particolarmente caldo, visto anche ciò che vediamo quasi giornalmente sui media dedicato all'argomento. E mi riferisco al fatto che non si trova personale, che siamo in guerra senza soldati, per usare una frase che viene citata spesso, e come fare ad affrontare questa situazione che in alcuni casi rischia di essere drammatica. Faccio un paio di premesse tanto per inquadrare l'argomento, perché mi accorgo nella interlocuzione rispetto appunto a queste tematiche con vari soggetti, anche soggetti decisori, cioè i politici che sono il nostro fronte più importante riguardo appunto al tema che è un tema legislativo sostanzialmente. Manca secondo me una sufficiente consapevolezza della situazione attuale, cosa che l'associazione di categoria UNEBA ha, perché di fatto quando deve assumere delle persone e non le trova, si trova in situazioni veramente incresciose. Incresciose a tal punto che molti enti sono costretti a chiudere reparti, a non riuscire ad avere quella piena occupazione e mi collego all'intervento iniziale dell'avvocato Bianco, che è legata agli accreditamenti, è legata alle autorizzazioni, è legata agli accordi contrattuali, ma che alla fine permette la sostenibilità dell'ente. Se io chiudo i reparti, di fatto ho una mancanza di entrate e la sostenibilità non c'è più. Allora, cerchiamo di fare anche qualche descrizione dello scenario. È vero o non è vero che abbiamo una situazione di deficit di personale e nello specifico di personale sanitario in Europa e in Italia? Questo è particolarmente vero perché stiamo parlando nei prossimi 10 anni di milioni di lavoratori che mancano in tutti i settori a livello europeo, soprattutto nei settori dell'information technology, dell'assistenza sanitaria e sociosanitaria e nell'ambito della formazione. Questi sono scenari che appunto vediamo quasi quotidianamente sui media. Quali sono le cause?
Perché uno dice, vabbè, magari pagando di più le persone riusciamo ad ottenere questa occupazione. In verità, la prima causa è l'indice di natalità. In Europa l'Italia ha l'indice di natalità, il penultimo indice di natalità è pari a 1,2 e quando in Francia, che ha il più alto, è pari a 1,9 e comunque non sufficiente a mantenere il numero di popolazione esistente nei prossimi anni, perché per avere una natalità che permette di mantenere la stessa popolazione deve essere almeno pari a 2,1, cioè più di 2, e noi abbiamo 1,2. Poi abbiamo un invecchiamento della popolazione. Mi pare che l'Italia è al secondo posto al mondo, secondo o terzo, ma ecco, cosa significa invecchiamento della popolazione? Significa che questa popolazione ha un fabbisogno assistenziale più elevato, ci sono situazioni di patologie croniche e diversamente da quello che magari in passato si poteva pensare, con le attività produttive si diceva esportiamo le nostre capacità produttive in altri paesi. La popolazione anziana non è esportabile, diciamo, rimane e giustamente. E pertanto abbiamo bisogno di persone che possano assisterla. Ehm, Questo confligge con che cosa? Confligge con una difficoltà nell'accogliere le persone che potrebbero soddisfare a questo bisogno di lavoro, che oggi non sono più in Europa, tantomeno in Italia, ma sono persone straniere. Ehm, la popolazione nel mondo sta aumentando. Stiamo superando, mi pare, i 7 miliardi. Solo che questa popolazione nel mondo non è in Europa e tantomeno in Italia. Per cui c'è bisogno di una logica, e per quello che tante volte è opportuno riferirsi a questi temi anche e soprattutto in ambito politico, c'è bisogno di una logica di immigrazione regolare. Io cercherò oggi di dare alcuni scenari, alcune informazioni su questo aspetto, questa immigrazione regolare che potrebbe, diciamo, dare soddisfazione, dare ristoro a questa situazione così grave. Parlando nello più specifico delle professioni sanitarie, cito la regione del Veneto, che conosco meglio. Gli infermieri, prima della pandemia, erano operativi nelle strutture nelle RSA, nelle strutture per, diciamo, le persone non autosufficienti, anziane o fragili, erano circa 2200 contro un fabbisogno di circa 4.000 stimato. Durante la pandemia, grazie all'esodo dei lavoratori verso l'ente pubblico, si sono abbassati di circa 600 unità e più o meno 1.600 circa. E sono stati inseriti, grazie appunto ad alcuni dispositivi normativi che poi citerò più in dettaglio, 600 infermieri. Adesso abbiamo 600 infermieri stranieri, la maggior parte non sono iscritti all'albo perché stanno attendendo risposte per quanto riguarda l'equipollenza del titolo e che stanno lavorando a fianco agli infermieri italiani. Se facciamo un ragionamento nazionale, il Veneto sono circa 5 milioni di abitanti, l'Italia ha 50 milioni,
molto, molto approssimativamente possiamo moltiplicare per 10. Per cui sostanzialmente stiamo parlando di migliaia, e sto parlando solo di infermieri, stiamo parlando di migliaia di lavoratori che mancano. Ok? Infatti, se tanto per citare qualche numero più dettagliato, eh, la popolazione degli infermieri in Italia è pari al 5,7 per mille, che è circa poco di più della metà di quella che è la media dei paesi UE, che è 9,7. Ehm, per quale motivo siamo in questa situazione? Errori di programmazione? Sì, sicuramente errori di programmazione. E si possono risolvere facilmente? No, non si possono risolvere facilmente, perché la programmazione è una cosa che ho scoperto. La programmazione, l'aumento del numero delle persone che possono frequentare la laurea in infermieristica è molto difficile, perché devi pensare alle aule, devi pensare ai professori. L'aumento più grosso recentemente fatto come percentuale del numero dei posti per questo tipo di laurea l'ha fatto il Veneto, e stiamo parlando di un 10%, 10-15%. Peraltro è stato disatteso perché nell'esame per l'ammissione si sono presentati meno candidati di quelli che erano il numero dei posti disponibili. Per cui errori di programmazione, ma che impattano con quella situazione che si diceva prima, legata alla mancanza di persone, alla mancanza di giovani. Sicuramente bisognerà investire poi anche in una formazione continua, recuperando possibilmente chi magari ha un'età avanzata, per cui contrastando quelle che sono le logiche per cui si dice non ne abbia a male nessuno, quota 40, quota 41, eccetera, ok? Dovremmo rimanere a lavorare sempre più tempo, ok? Certo, con condizioni di lavoro forse che devono essere ripensate, riviste, anche in termini economici. Allora, adesso affrontiamo il tema del reclutamento all'estero, che è il vero argomento di oggi, per quanto mi riguarda. Allora, reclutare persone all'estero ci sono diversi modi, ci sono diverse situazioni che permettono, da un punto di vista normativo, di assumere persone che non sono italiane. Il primo, che è il più, come dire, conosciuto, è legato al decreto flussi. Decreto flussi è un'emanazione normativa del governo, e per quanto riguarda il periodo 2023-2025 stiamo parlando di 450.000, mezzo milione praticamente, di lavoratori nei prossimi 3 anni, 2024, sì, nel triennio 2023-2025. In questo decreto flussi sono stati inseriti anche le badanti, gli assistenti familiari. In questo decreto flussi c'è un'attenzione particolare dove l'Italia ha accordi bilaterali già confezionati con alcuni stati. Poi c'è la possibilità di avere inserimenti lavorativi con la cosiddetta carta blu, ma riguarda personale di particolare specializzazione e studio, tipo professori universitari, cioè persone altamente qualificate. Infine parliamo degli infermieri professionali e delle altre professioni sanitarie. Per quanto riguarda gli infermieri professionali,
c'è una deroga al testo unico sull'immigrazione, all'articolo 27, che prevede l'inserimento degli infermieri professionali, ancorché possono avere dimostrare l'iscrizione all'albo del paese di provenienza, naturalmente autenticato dall'ambasciata italiana. Questo permette di stampare il visto per il lavoro nel passaporto e permette l'assunzione diretta. C'è una pletora, vi devo dire, anche di soggetti che stanno facendo questo, naturalmente per guadagno, insomma, per profitto. Sono agenzie per il reclutamento, agenzie interinali e quant'altro. Ecco, l'esperienza che voglio portare io come appunto membro della Fondazione Samaritanus è questa. È importante il filtro nella provenienza dei soggetti. Cosa vuol dire filtro? Allora, prima di tutto nel mondo ci sono molte e diverse scuole, sia per quanto riguarda gli infermieri professionali, sia per quanto riguarda altro personale sanitario. Senza entrare nei dettagli, diciamo che persone che provengono da paesi anche africani o anche di altri continenti, ma che provengono da colonie inglesi, ex colonie inglesi, hanno una scolarità e una professionalità infermieristica anche più alta di quella italiana. Noi abbiamo circa in 3 anni ore di formazione pari a 4.000, adesso sto dicendo numeri che magari vanno anche verificati per vado a memoria, 4.700 ore in Italia di formazione nei 3 anni. Per quanto riguarda l'infermiere, ci sono stati anche africani, ex colonie inglesi appunto, che possono arrivare anche a 6.000 ore. Infatti la figura non è quella dell'infermiere professionale, ma è una figura che sta a una mezza via tra quella dell'infermiere e quella del medico. Per cui da un punto di vista della formazione non ci sono problemi. Però ci sono situazioni invece molto più scadenti e per cui il filtro all'origine è un filtro particolarmente importante. Bisogna fare appunto una verifica di ciò che viene fatto come attività formativa, che è poi la verifica che fa il Ministero della Salute per dare l'equipollenza del titolo. Ecco. Questo per quanto riguarda le figure infermieristiche. Ricordo che la deroga attualmente scade al 31/12/2025, per cui quello che può far inserire le persone all'interno dello Stato italiano, che attualmente appunto è l'iscrizione all'albo, naturalmente corredata anche con tutto il curriculum di studio della persona, tradotta in italiano, vistata con il timbro apostille da parte dell'ambasciata, permette l'ingresso immediato. È chiaro che nel momento in cui poi la persona viene accolta in Italia e sulla questione dell'accoglienza c'è tutto un ragionamento importante da fare, c'è tutta la trafila burocratica che è necessaria appunto per ottenere l'equipollenza del titolo, perché a tutt'oggi è necessario avere questa equipollenza del titolo per poter esercitare l'attività infermieristica. Brevemente, perché stanno scadendo i termini di tempo, c'è tutto un ambito poi che riguarda altre professioni sanitarie. E qui sostanzialmente gli elementi che possono essere messi in campo sono due. Il tirocinio extracurricolare, che permette anche questo l'ingresso di figure che devono avere però una competenza specifica già all'origine, simile a quel che è
che riguarda alcune figure professioni in ambito sanitario, ok? E questo è sempre in deroga al testo unico sull'immigrazione. Un'altra è la formazione, in base all'articolo 23, la formazione di persone all'estero, ok, che necessitano di una informazione maggiore, di una conoscenza maggiore della lingua, di alcune materie tipo appunto la legislazione italiana e legate anche alla sicurezza sul lavoro e nell'ambito della professionalità che possono essere inseriti. Questi progetti sono progetti però che vanno autorizzati a livello ministeriale e sono progetti di ampio respiro, stiamo parlando di centinaia di soggetti. Per quanto mi riguarda, vista l'emergenza non solo degli infermieri, ma anche degli OS, degli operatori sociosanitari, la possibilità dell'inserimento di persone che abbiano già una formazione simile a quella degli operatori sociosanitari nei paesi stranieri tramite il tirocinio extracurricolare è la possibilità che oggi trovo particolarmente interessante e su questa c'è tutto anche una problematica burocratica che va poi sviluppata. Su questa penso che ci possano essere le maggiori soddisfazioni. Ho qui davanti, vi leggo, così vi dico appunto le cose realistiche. Questo documento del Ministero della Salute del 20 luglio 2022 che riguarda un tecnico enfermagem che sostanzialmente è un tecnico di attività infermieristica, che è una figura che viene formata in quasi tutto il Sud America, per cui anche con problematiche di lingua che ci permettono un inserimento più agevole, soprattutto per quanto riguarda lo spagnolo, di madrelingua appunto spagnola, e cita l'articolo 1 di questo decreto: a partire dalla data del presente decreto, 20 luglio 2022, il titolo tecnico enfermagen rilasciato alla signora eccetera, tal dei tali, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di operatore sociosanitario. Per cui questa è una strada che può essere tranquillamente seguita e che può dare anche ristoro a quella grande problematica di mancanza di personale in ambito sanitario che stiamo vivendo come associati UNEVA. Io mi fermerei qui, lascerei se ci sono altre domande. Mi interessa particolarmente la possibilità che ci siano appunto delle domande anche fatte in seguito, perché potrebbe essere nostro interesse quello di costruire delle FAQ a riguardo che possono essere utili a tutti, sia enti associati, ma lascio la parola a Giuseppe che magari può esprimere in maniera più ampia questo concetto, insomma. Grazie Grazie. Francesco, grazie Francesco. Solo una domanda da un ente gestore di Cremona che ha una RSA in SRL, quindi profit, che chiede quali siano i requisiti delle strutture per poter accedere, diciamo, a questo nostro servizio. Allora, sicuramente c'è la necessità di poter alloggiare le persone, ma poter alloggiare le persone non significa solo avere una casa che ha i requisiti di abitabilità e quant'altro, ma viene proprio richiesto un certificato di idoneità alloggiativa. Cioè il comune dove si trova questo ambiente, diciamo questa possibilità di alloggio,
dà questa dichiarazione in base a tutta una serie di documenti che vengono presentati, di certificato appunto di abilità, la verifica per quanto riguarda gli impianti tecnici, termotecnici, quant'altro, elettrici e quant'altro, dà questo certificato di idoneità, cioè allo Stato interessa sapere se le persone possono essere accolte in maniera idonea e in maniera corretta, insomma, ecco. Poi c'è tutto il tema della integrazione, perché noi abbiamo parlato sì di burocrazia, cose pratiche, ma in verità quello che conta di più è la capacità di mettere in campo delle azioni legate appunto all'integrazione dei soggetti, perché ricordiamoci che tante volte un progetto di inserimento che è particolarmente impegnativo, costoso in termini di apprendimento della lingua, in termini di apprendimento di adattamento a una nuova situazione, diciamo, di vita, se non c'è tutto un corredo di soggetti che possono essere di aiuto all'integrazione di queste persone che magari hanno fatto un viaggio di migliaia di chilometri in aereo per arrivare fin qui, per cui tutte quelle associazioni, la Chiesa stessa, che ne so, associazioni sportive, cioè tutte quelle attività che la struttura può mettere in campo in termini di integrazione per aiutare le persone che arrivano in Italia, diventano provvidenziali proprio per salvaguardarci da eventuali fallimenti rispetto a quello che è un ingresso lavorativo, ma diventa un ingresso di vita. Ecco, questa è un po' l'attenzione che volevo dare. Va bene, Perfetto, grazie Francesco, sei stato nei tempi e chiarissimo come al solito. Passerei grazie a all'argomento voi. passerei all'argomento successivo che abbiamo affidato al nostro Giovanni Di Bari, presidente delle Regione Marche e rappresentante dell'UNIBA nel patto della non autosufficienza. Giovanni ci parlerà della mancata, perché noi così la riteniamo, mancata riforma della non autosufficienza e della imprescindibilità che ne deriva delle nostre realtà, delle nostre strutture. Prego Giovanni. Intanto grazie Giuseppe per aver organizzato questo momento di informazione e confronto con tutti, diciamo così, tutti gli addetti ai lavori, ma anche tutti coloro che sono interessati a ragionare con noi di temi che sono di stringente attualità. Intanto ricordo che non sono presidente della Regione Marche, magari lo fossi, così avrei risolto molti dei problemi dei nostri enti. Sono presidente della Federazione Regionale di UNEBA, ma a parte le battute, mi è stato affidato il tema che ritengo molto interessante, anche perché me ne sono occupato, me ne sto occupando per UNEBA, della mancata riforma della non autosufficienza e insieme a questo dell'imprescindibilità dei servizi sociosanitari. Io intanto farei un po' un ribaltamento del titolo, cioè parlerei inizialmente dell'imprescindibilità dei servizi sociosanitari per giungere alle riforme che riguardano la non autosufficienza degli anziani. Beh, i miei colleghi che ringrazio e che mi hanno preceduto hanno già dato notevoli suggerimenti, anche alcuni chiarimenti rispetto a questo argomento, cioè i servizi legati agli anziani non autosufficienti sono imprescindibili per ovvie ragioni, ragioni statistiche, perché come ricordava qualcuno prima di me, ci sono dei trend che non possiamo non tenere in considerazione quando parliamo di anziani che riguardano l'invecchiamento della popolazione, riguardano quindi l'aumento esponenziale degli anziani, perché noi sappiamo tutti che la vita si allunga
allungandosi la vita si allunga anche, diciamo così, quella parte della nostra vita che di passaggio fra la completa autosufficienza e la non autosufficienza. Quindi aumenta anche il carico di cronicità, di patologie croniche che qualcuno deve prendersi in carico. Tra l'altro non c'è solo una questione, diciamo così, anagrafica, c'è anche una questione che riguarda la sociologia delle relazioni familiari, perché noi sappiamo, non è un dato secondario, che anche l'evoluzione della famiglia, delle componenti, della componente, dell'articolazione, della geometria, mettiamola come vogliamo, delle famiglie, penalizza la presa in carico degli anziani non autosufficienti. Perché? Perché esistono sempre più famiglie monopersonali, cioè persone che non invecchiano assieme ad altre, esistono famiglie che pur invece costituendosi come nucleo, diciamo così, di più persone, però sono famiglie che non fanno figli. Quindi i caregiver, quelli che noi chiamiamo caregiver, cioè quelle persone che poi in età adulta aiutano i propri genitori a sopravvivere, mettiamola così, si prendono in carico la cronicità degli anziani, andranno sempre più a diminuire. Quindi ci troveremo fra non troppi anni ad avere molti più anziani in situazioni sempre più complesse di cronicità e meno come ambiente di sostegno la famiglia stessa. Questo, diciamo così, ci mette nelle condizioni di avere una preoccupazione, quindi anche di cercare delle risposte, dover cercare delle risposte in termini anche di responsabilità per noi addetti ai lavori, che non sono scontate. Quindi l'inquadramento demografico, ma anche sociologico del tema che riguarda gli anziani non autosufficienti è un inquadramento che mette in risalto la dimensione di forte criticità. Eh, Cosa succede in questi ultimi anni? In questi ultimi anni siamo di fronte a una serie di interventi normativi che in qualche modo entrano nel merito di queste questioni che stavo dicendo. Non mi soffermo perché è già stato detto e spiegato in maniera veramente lucida la dimensione delle strutture che forniscono, la dimensione normativa delle strutture che forniscono ed erogano servizi per gli anziani non autosufficienti. Siamo in un sistema di quasi mercato dove esistono dei processi autorizzativi di accreditamento e di convenzionamento. Dall'altra parte le nostre rette sono determinate dalle regioni, dai sistemi regionali che determinano il quantum di retta che noi poi richiediamo o al sistema sanitario regionale stesso o ai familiari delle persone che ospitiamo. Ci sono due grosse, grandi riforme in questo momento che riguardano direttamente o indirettamente il sistema della non autosufficienza degli anziani. La prima è il decreto ministeriale 77 del 2022, quindi una norma che ha un paio di anni e che disciplina il regolamento recante la definizione di modelli e standard per lo sviluppo dell'assistenza territoriale nel Servizio Sanitario Nazionale. È un documento che è stato immaginato e poi è stato scritto per ridefinire, diciamo così, le geometrie territoriali dell'assistenza sanitaria nazionale pubblica, in questo caso, rispetto alla sanità, all'interno della quale però noi ritroviamo anche tutti i servizi legati all'assistenza degli anziani non autosufficienti. Su questo vorrei solo fare un piccolo inciso perché poi in questo poco tempo
non abbiamo modo di parlare di tutto. Perché? Perché quando si parla di anziani non autosufficienti si parla di persone che devono essere assistite, lo abbiamo già sentito dire nel corso della mattinata. Devono essere, la loro situazione di cronicità, di complessa cronicità, deve essere presa in carico. E questo decreto ministeriale prevede una fattispecie che è proprio deputata a prendere in carico per un certo limitato numero di giorni gli anziani non autosufficienti all'ospedale di comunità. Nel decreto 77 del 2022 è descritto l'ospedale di comunità nella sua funzione e nelle sue caratteristiche strutturali e anche di personale. Cosa succede però? Che se noi andassimo a guardare quali sono le caratteristiche delle RSA che noi come enti del terzo settore gestiamo, vediamo con tutta evidenza che in termini di funzionalità l'ospedale di comunità va a coprire un segmento della filiera della presa in carico degli anziani non autosufficienti esattamente uguale a quello che, o sovrapponibile a quello che è delle RSA. Su questo vorrei fare un inciso perché, visto che questo webinar è un webinar nazionale, è necessaria una premessa e una sottolineatura, che è anche uno degli scogli principali quando si parla di anziani non autosufficienti. La sottolineatura è questa: noi abbiamo una terminologia che non ci favorisce. Perché? Perché al di là della tassonomia richiamata anche dall'avvocato Fedeli e dall'avvocato Bianco, facendo riferimento a ILEA, che ha un inquadramento nazionale, ogni regione purtroppo eh, definisce i servizi, in questo caso rivolti agli anziani non autosufficienti, con delle sigle che non corrispondono necessariamente a quelle delle altre regioni. Per cui la RSA nella regione Marche, vi faccio l'esempio mio che sono marchigiano, la definizione di RSA nelle Marche non corrisponde alla definizione delle RSA in Lombardia e non corrisponde alla definizione delle RSA in Calabria. Nelle Marche l'RSA è quel luogo dove si ospitano gli anziani quando dalla fase acuta degli ospedali escono per poter ritornare, diciamo così, alla dimensione di territorio. Non possono essere ospitati a casa perché le condizioni non lo consentono, sono ospitati all'interno di strutture per un tempo determinato di 30 o 60 giorni, massimo 90 giorni, e poi, una volta stabilizzati, possono o tornare a casa o andare in una residenza protetta. Ecco, la funzionalità dell'ospedale di comunità è uguale alla funzionalità della RSA nelle Marche. Quindi ci si chiede: quando entreranno di fatto in vigore le RSA, gli ospedali di comunità nella nostra regione, quale ruolo si troveranno ad avere le RSA? Quindi diciamo così che questa prima riforma, se ben articolata sulla carta, presuppone degli interrogativi, presuppone delle incertezze che nel tempo speriamo di poter disciplinare. Il decreto 77 è un decreto che non ha tenuto in grandissimo conto il terzo settore, per cui non c'è stata una interlocuzione con il terzo settore in maniera tale da coordinare il ragionamento fra dimensione pubblica e dimensione del privato sociale. Ma veniamo anche alla riforma forse più conosciuta, perché è anche di recente attuazione, sulla non autosufficienza. Faccio velocemente un excursus cronologico. Noi in Italia non abbiamo un sistema non autosufficienza, diciamo così, che si coordina in un'unica dimensione.
E questa criticità si è cercato di porre rimedio a questa criticità inserendo all'interno del PNRR la possibilità di definire una riforma che comprendesse tutto il mondo della non autosufficienza anziani. Questa riforma è stata inserita nel PNRR, nel secondo documento PNRR, quello Draghi, grazie ad un insieme di realtà delle quali fa parte UNEBA, realtà nazionali che si occupano di appunto anziani, che ha fatto un lavoro di pressione buona con il governo al fine di poter inserire questa riforma all'interno del PNRR. Draghi l'ha inserita e contestualmente questo insieme di organizzazioni nazionali si è articolata in un patto per la non autosufficienza, un patto per un nuovo welfare della non autosufficienza, che si è anche posto come interlocutore del governo per poter, come dire, disciplinare la riforma stessa. Questa riforma che cosa comprendeva? Comprendeva una legge delega, cioè una legge quadro nella quale si definissero i principi ordinatori della riforma stessa e poi uno o più decreti legislativi che disciplinassero in termini operativi la riforma stessa, cioè la legge delega. Cosa è successo? Perché noi abbiamo intitolato questo mio intervento La mancata riforma della non autosufficienza? Perché di fatto la filiera della non autosufficienza si è arrestata ad un certo punto, e ora vi dico quale, facendo in modo che la riforma ben costruita fino a un certo punto diventasse invece una riforma rinviata. Perché? Perché innanzitutto l'interlocuzione che si era stabilita con il governo, che questo patto per un nuovo welfare sulla non autosufficienza, che rappresenta 60 organizzazioni nazionali, quindi è un interlocutore, diciamo così, legittimo, l'interlocuzione con il governo è stata in un primo momento un'interlocuzione funzionale, una buona interlocuzione. C'era un dialogo fra il patto che ha messo a disposizione del governo anche una serie di documenti con cui il patto si poteva confrontare con il governo per la costruzione di una riforma, quindi di una dimensione unica, integrata, di sistema che potesse investire tutta la non autosufficienza degli anziani e questa interlocuzione ha fatto sì che fino alla legge delega tutte le sollecitazioni del patto che riguardavano anche la filiera dei servizi, i servizi residenziali, ne abbiamo parlato, i servizi domiciliari, i servizi semiresidenziali, ecco, tutte queste sollecitazioni che il patto aveva posto e ha posto all'attenzione del governo venissero in gran parte recepite. Quindi la legge delega in qualche modo è anche la sintesi dell'interlocuzione del governo con le realtà del nostro paese che si occupano di anziani non autosufficienti. Dopodiché la legge delega fa un passaggio, come purtroppo siamo abituati in Italia a leggere troppo spesso, e il passaggio è questo, cioè dice adesso abbiamo stabilito la cornice dei principi, il governo, attraverso dei decreti legislativi, deve fare in modo che questi principi abbiano delle ricadute concrete, quindi deve disciplinare questi principi nell'organizzazione delle attività, diciamo, più quotidiane, normative più quotidiane. Ma dice anche che laddove non venissero reperiti fondi perché tutti questi principi possano trovare attuazione concreta, allora i decreti legislativi avrebbero dovuto aspettare le linee di finanziamento. Questo è un articolo all'interno della legge delega. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che abbiamo giocato, abbiamo definito dei principi, adesso li attiviamo appena troviamo i soldi, appena troviamo il finanziamento. Questo richiama tutto il tema della sostenibilità a cui faceva già riferimento Valeria e prima di lei anche altri. Insomma,
lo Stato dice riconosciamo che quel diritto costituzionalmente garantito a tutti, tra parentesi, che così non è un diritto, diciamo così, che riconosciamo nuovamente, la tutela della salute dell'anziano non autosufficiente, lo riconosciamo come diritto nuovamente all'interno di una legge delega, però per poter attivare la legge delega aspettiamo ulteriori finanziamenti che, se non verranno mai trovati, ripescati, la legge delega non verrà mai attuata. E in effetti il decreto legislativo che a distanza di un anno avrebbe dovuto portare a terra tutti i principi, la disciplina dei principi organizzati nella legge delega, diciamo così, è un buco nell'acqua. Perché? Perché innanzitutto è un decreto legislativo che fa 17 rinvii normativi ad ulteriori decreti o un'ulteriore normativa. Quindi un decreto che doveva costruire un sistema nella sua operatività rinvia per 17 volte su 40 articoli, rinvia a ulteriori attività normative che avverranno nel tempo. E poi, diciamo così, la riforma in qualche modo che si auspicava venisse disciplinata per quanto ci riguarda nei servizi. C'erano numerose sollecitazioni in merito alla domiciliarità, alla costruzione di una riforma rispetto alla domiciliarità, ma anche rispetto alla residenzialità. Ecco, col decreto legislativo 15 marzo 2024 numero 29 non è stata effettuata. Quindi, diciamo così, non si può che considerare, diciamo così, in maniera ottimistica questa riforma come una riforma rinviata. È chiaro che le criticità sono tante, le aspettative si sono un po' affievolite rispetto a questa riforma. Aspettiamo con, come dire, con speranza, una buona speranza, le nuove attività normative che il governo si è impegnato ad attivare nei prossimi mesi. Però ecco, ritornando al tema e poi magari concludo per lasciare spazio alle domande, ecco, è chiaro che i nostri servizi, cioè quelli che vengono erogati dai nostri enti, sono imprescindibili perché vanno a colmare, sono un tassello ineliminabile della filiera della presa in carico dell'anziano non autosufficiente, anche perché, questo lo dico in chiusura, è vero quello che diceva l'avvocato Fedeli, riprendendo, diciamo così, che i LEA, però nella sostanza i LEA rispecchiano la realtà fino a un certo punto. Noi sappiamo benissimo da addetti ai lavori che c'è stato uno slittamento negli ultimi anni. Quelle che erano le lungodegenze o diciamo così, la parte ancora complessa di presa in carico dell'anziano multiproblematico, cronico, ecco, quello che era delegato fino a qualche anno fa comunque all'interno dell'ospedale ai reparti di lungodegenza, ora è prestazione che rendono le nostre RSA. E facendo slittare la filiera, quelle che una volta erano le attività che stavano dentro una RSA, ora sono le attività che stanno dentro una residenza protetta. Quindi c'è stata una intensità aggiuntiva e una complessità aggiuntiva e quindi una presa in carico aggiuntiva dei nostri ospiti, della complessità dei nostri ospiti, per cui anche in termini banalmente di minutaggio, cioè di quei minuti che servono per prendersi in carico il paziente, noi preferiamo chiamarlo ospite, ecco, quelli che una volta erano i minutaggi necessari per prendersi cura di un ospite, adesso sono del tutto insufficienti, però le tariffe sono legate a quei minutaggi, quindi c'è un tema anche di sostenibilità. Quindi i nostri servizi sociosanitari sono imprescindibili, non è pensabile che possano essere assorbiti dal pubblico,
cioè rientrino in una logica di servizio sanitario pubblico. Tutto quello che è stato fatto, che si sta facendo in questi anni per riformare il sistema sociosanitario diciamo così, ha preso un avvio perché era attiva un'interlocuzione fra terzo settore e governo o ministeri interessante. Poi nel momento in cui si è dovuto portare a terra in termini di servizi, e i servizi costano, quindi in termini di risorse, tutto si è bloccato e si è bloccata anche l'interlocuzione con il terzo settore. Questa operazione di isolamento istituzionale non ha giovato, questo devo dirlo in conclusione. Grazie Giovanni. Solo una domanda da un ente gestore di Viterbo non associato che ci chiede, in parte hai già risposto, alla luce di quello che ci hai spiegato e quindi delle varie mancanze e dei vari rinvii presenti nella legge sulla non autosufficienza e in relazione alla probabile inadeguatezza degli ospedali di comunità, secondo lei cosa ci possiamo aspettare per l'immediato futuro delle strutture che accolgono gli anziani non autosufficienti? Questa è una domanda, diciamo così, interessante e intelligente, a cui non si può dare una risposta. Perché? Perché in tutti i ragionamenti di questa mattina, in tutte le relazioni che mi hanno preceduto, ma anche nella mia maggior ragione, c'è un convitato di pietra, diciamo così, c'è qualcuno che è evocato e che in qualche modo non prende parte direttamente ad un ragionamento che invece lo vedrebbe coinvolto sin dall'inizio, e cioè lo Stato. Lo Stato, finché questa materia non diventa una priorità nelle agende politiche di coloro quelli che possiamo chiamare decisori, che cosa ci possiamo aspettare? Ci possiamo aspettare, bene che vada, una riforma in qualche modo liofilizzata, così come è stato fatto nel passaggio dalla legge delega ai decreti delegati. Ricordo anche che sia il decreto ministeriale 77 sia la legge delega non hanno avuto il consenso dello Stato-Regioni, della conferenza Stato-Regioni, non hanno avuto un pieno consenso delle commissioni parlamentari. Sono atti normativi che, diciamo così, hanno subito nel loro corso anche questo tipo di forzatura. Sono stati comunque portati avanti nonostante i pareri non favorevoli della commissione delle commissioni parlamentari e della conferenza Stato-Regioni. Per cui diciamo così, cosa ci possiamo aspettare? Intanto, più che aspettare qualche cosa, noi ci stiamo organizzando per fare qualche cosa. Continuiamo con il patto per un nuovo welfare della non autosufficienza, questa attività di lobby, di pressione buona, trasparente, chiara, nei confronti del governo e nei confronti dei ministeri. Abbiamo anche attivato un'interlocuzione direttamente con il ministro Meloni, per cui noi continuiamo a fare in modo che questo tema sia un tema prioritario nell'agenda politica, perché questo determina anche poi a cascata sia la possibilità di disciplinare i sistemi che le riforme hanno sollecitato, sia anche di poter recuperare quei finanziamenti necessari per poter migliorare il sistema stesso. Nessuno può pensare che un incremento dei livelli di qualità sia a totale carico di quella responsabilità che un nostro spettatore faceva riferimento in una domanda a Valeria Gamba, cioè la responsabilità di impresa, il rischio di impresa dell'ente del terzo settore, perché il rischio di impresa dell'ente del terzo settore, essendo il terzo settore in questo caso un quasi mercato, è un rischio, diciamo così, molto limitato. E chiudo rubandovi solo altri 10 secondi. Se il nostro mercato fosse un mercato reale, ma non è,
noi potremmo assumerci tutto il rischio d'impresa. Perché? Perché, per esempio, da 100 posti che ho alla mia RSA, io mi arrischierei a costruirne altri 100 e arriverei a 200 posti letto. Ma questo cosa vuol dire? Vuol dire che, mettiamola così, io questa cosa che ho appena detto non la posso fare, perché sono in un regime di autorizzazione, accreditamento e convenzionamento, e quindi devo avere necessariamente il via libera dalla regione, e questa via libera in termini di fabbisogno non c'è sempre. In più, le mie rette sono eterodeterminate. In un libero mercato io vendo un bene o vendo un servizio e definisco io il prezzo di quel bene e quel servizio, e questo non avviene perché noi abbiamo rette stabilite da qualcun altro. Quindi, diciamo così, cosa ci aspettiamo? Ci aspettiamo che ciascuno faccia il proprio lavoro, e in questo momento la politica ha iniziato a fare un lavoro che ci auguriamo, non ci aspettiamo, si concluda nel migliore dei modi. Bene, grazie Giovanni. Anch'io sono assolutamente convinto della assoluta necessità che sul territorio ci siano strutture come le nostre, così come confermato in questo momento storico dall'enorme sproporzione che c'è tra domanda e offerta di servizi. Passiamo al prossimo argomento. Abbiamo con noi l'avvocato Luca Degani, presidente di Uneba Lombardia, che ci parlerà di quanto sta avvenendo nel terzo settore da che è stato istituito il codice del terzo settore. Abbiamo un susseguirsi continuo di provvedimenti, probabilmente anche un po' confusionario. Proprio ultimamente il governo è ancora una volta intervenuto sul tema. Prego Luca. Buongiorno a tutti, grazie Giuseppe. Può essere che il mio collega Petrillo, che ha qualche problema di collegamento, intervenga insieme a me, anche perché ha certamente maggior competenza su fiscalità e tributi, essendo uno probabilmente dei principali commercialisti del settore del nostro mondo. Io sono solo un bieco avvocato e mi autodefinisco operaio della vigna del Signore. Tento di rubarvi il sorrisino perché trattasi delle 11:30 e siete autorizzatissimi al caffè. Tema terzo settore. Allora, la riforma del terzo settore è, senza nessuna valutazione, ancora fortemente in itinere. Io credo che questa nostra chiacchierata, che vedrà me parlare per più di un quarto d'ora, vedo essere le 11:32, alle 45, vedrete che mi fermo già e ascoltiamo se c'è qualche domanda, ed eventualmente, così non fosse, proseguo. È una riforma che in questo momento, dobbiamo ricordarcelo, non ha ancora l'autorizzazione della Commissione europea per rendere efficace una significativissima parte della fiscalità del settore. A cosa mi riferisco? Voi vi ricordate che la riforma è fondamentalmente divisa su due grandi decreti legislativi. Uno, il primo dei due, il numero 112, che riguarda l'impresa sociale e che probabilmente, nella logica di chi ha costruito questa riforma, voleva essere riferito al mondo di enti che producono servizi di interesse generale, e una seconda disciplina più nota, ma probabilmente in parte meno significativa in termini di economia sociale assoluta, che è il Codice Unico del Terzo Settore, il decreto legislativo 117 del 2017. Il primo problema, che nasce già dalle mie parole e che credo vi sia assolutamente chiaro, è che noi in questo momento facciamo estremamente fatica a dire a un ente con natura fondativa piuttosto che associativa: il tuo futuro è nel decreto 112 o il tuo futuro è nel decreto 117, perché in questo momento, non essendo ancora chiusa l'autorizzazione comunitaria a quelle che sono gli istituti di fiscalità diretta,
prevalentemente ciò che riguarda l'IRES, l'imposta sui redditi, e l'IRAP, l'imposta sulle attività produttive, e quindi indirettamente anche l'IMU e l'IVA, l'imposta sul patrimonio immobiliare in quanto sia titolari di un diritto reale, l'IMU, l'imposta sul valore aggiunto nel momento in cui si cede un bene o un servizio, l'IVA, con l'incertezza su quale sia la portata applicativa di queste quattro norme, questi quattro, scusatemi, tributi, andare a dire vai di qua o vai di là è estremamente complesso. Partiamo però da un'analisi di quello che sta accadendo. Allora, è accaduto soprattutto nel decreto legislativo 112, che è quello più semplice da leggere, quello dell'impresa sociale, che noi abbiamo visto prima modificarsi, e questo è molto interessante, diciamo, per il mondo UNEBA, la disciplina della governance. Ossia, si è andati a dire, mentre in un primo momento era escluso che chi avesse un controllo prevalente di pubbliche amministrazioni come enti nominanti, il proprio consiglio di amministrazione, potesse o meno entrare nell'impresa sociale, si diceva no, chi ha la metà più uno dei consiglieri nominati da una pubblica amministrazione nell'impresa sociale non ci può entrare. Cosa è successo? È successo che si è detto per chi in questo momento è un ex IPAB, e questo è un tema estremamente pesante dal punto di vista quantinumerico nel mondo UNEBA, chi è un ex IPAB effettivamente, avendo una pubblica amministrazione che non ha un ruolo di controllo sull'ente, bensì ha un ruolo di rispetto di quelle che erano le volontà di colui che aveva costituito l'ente, probabilmente attraverso una donazione in morte, e che aveva visto nell'ente locale, nel comune, l'ente che avrebbe garantito al meglio il perpetuarsi delle sue volontà, quindi non quelle del comune, chi ha comunque anche nomine prevalenti, se non esclusive, da parte di pubbliche amministrazioni, ed è un ex IPAB, può acquisire la qualifica di impresa sociale. E questo è stato un passaggino non da poco per dire che quindi questo mondo è, diciamo, di interesse per il mondo degli enti che arrivano dal mondo dell'ex IPAB. Un secondo tema, e resto sul 112, ma poi vedrete che in entrambi i casi vale anche per il codice unico del terzo settore, è stato quello di un altro tipo, una nuova modifica che è uscita proprio recentissimamente. L'idea era che un'organizzazione non lucrativa di utilità sociale, le ONLUS, che come sapete esistono ancora adesso, ma non ne possono essere costituite di nuove, nell'universo normativo della riforma del terzo settore, questi enti erano chiamati obbligatoriamente a fare una scelta: o andavano nell'impresa sociale o andavano nel codice unico del terzo settore. Se non fossero andati all'interno di una delle 7 possibili scelte, avrebbero avuto l'obbligo di devolvere il loro patrimonio o meglio, il loro patrimonio incrementale dal momento in cui avessero acquisito la qualifica di ONLUS, avrebbero avuto l'obbligo di dare il patrimonio incrementale a qualcuno che nel terzo settore fosse rimasto, considerando quindi le ONLUS in questo momento enti di terzo settore in itinere, e il risultato finale del loro viaggio sarebbe stato quello di scegliere. Una riforma recentissima ha detto no, se questi enti hanno un giustificato motivo, e uno degli esempi che sono stati fatti è stato proprio quello di avere nomine prevalenti da parte di pubbliche amministrazioni senza essere in questo caso ex IPAB, e quindi si trovassero in una situazione che debbono giustificare di non poter entrare nel terzo settore perché non si ritrovano specificatamente in questa previsione di non poter essere sottoposte al coordinamento e controllo di pubbliche amministrazioni, questi enti potranno stare fuori dal terzo settore. Però il tema caldo, che comunque è quello che continua
a interrogare il mondo di chi produce servizi sociali, sociosanitari con qualifica associativa e fondativa. Resta quello, vabbè, qualche novità c'è stata, ma io, ente associativo, ente fondativo o ramo ollus di congregazione o congregazione interessata a costituire un ramo di terzo settore, visto che nell'ambito della disciplina del terzo settore non c'è soltanto la fiscalità che devo capire, ma per esempio vi sono questi istituti di coprogrammazione e coprogettazione che nello sviluppo in particolare dei servizi sociali, leggermente meno dei servizi sociosanitari, possono essere molto interessanti. Di che morte devo morire? Devo andare nell'impresa sociale o devo andare in uno degli altri 6 soggetti del terzo settore? Ecco, detto con estrema onestà intellettuale, in questo momento, in carenza di autorizzazione comunitaria che potrebbe chiedere una modifica sia dell'articolo 18 del decreto 112, che è l'unico che disciplina la fiscalità dell'impresa sociale, che del titolo 10, articoli 79 e seguenti, in particolare di questo articolo 79 del decreto 117, è onestamente dare una risposta è difficile. Perché è difficile? Perché, e non vedendo apparire Marco Petrillo, dico io due cose che sono meno chiare di quelle che avrebbe detto lui, ma voi immaginatevi di dover prendere una scelta adesso a bocce ferme. Voi avete da un lato il decreto 112 sull'impresa sociale che vi dice con estrema chiarezza, ma con assoluta mancanza di efficacia, un ragionamento di questo tipo. Tu sei un'associazione, tu sei una fondazione, tu sei una cooperativa anche non sociale, tu sei una società a responsabilità limitata, tu sei una società per azioni, tu puoi acquisire la qualifica di impresa sociale. In tutti i casi, tranne quelli di carattere societario, ossia con qualifica associativo-fondativa, non puoi distribuire utili, le altre possono farlo fino alla metà degli utili pagandovi la tassazione ordinaria. Se sei un'associazione, una fondazione o un ramo impresa sociale di un ente religioso civilmente riconosciuto, se, e sottolineo se, la normativa non venisse cambiata, tu per tutte le tue categorie di reddito, perché essendo impresa, imprenditore di categoria di reddito ne hai una sola, che è il reddito di impresa, diversamente da ciò che accade per gli enti non commerciali nel codice unico del terzo settore, tu avrai la non imponibilità ai fini IRES dei redditi prodotti. Poi avrai la possibilità che la tua regione ti esenti o diminuisca l'IRAP, sottolineiamo la possibilità, avrai una situazione ad oggi molto complessa, ma questo è sia nel codice unico che nell'impresa sociale di disciplina IVA, perché per esempio sulla domiciliarità noi oggi ci troviamo che per la medesima prestazione io posso avere l'esenzione il 5% o il 22% per quella che è l'attività domiciliare integrata, tra l'altro un'attività estremamente finanziata in maniera recente dal PNRR, ma con estrema complessità nel capire l'aliquota IVA applicabile, e avrai, problema non da poco, la certezza di essere sottoposto ad IMU nell'impresa sociale per quella che è la tua situazione soggettiva di imprenditore commerciale, seppur esentato da IRES. Nell'ente, nel codice unico del terzo settore, invece ti trovi in una situazione particolare, perché apparentemente tu puoi scegliere tra la qualifica di organizzazione di volontariato, ma non è vero, perché puoi solo avere natura associativa in primis e poi devi avere una prevalente gratuità delle prestazioni, non puoi essere nemmeno associazione di promozione sociale, se parliamo di un gestore di servizi sociali o sociosanitari, certamente poi perché puoi avere soltanto anche in questo caso qualifica associativa, non puoi essere società di mutuo soccorso, terza tipologia, perché sei poi tenuto a
convertirti in associazione di promozione sociale nel triennio, non puoi essere rete, quarta ipotesi, perché non hai in quel caso una produzione di servizi, ma una rappresentanza di enti, puoi anche esserlo, ma se hai come fine principale la produzione di servizi sociali o sociosanitari, difficilmente puoi acquisire la qualifica di ente filantropico, perché la filantropia è altro, ma tocca molti enti anche del mondo UNEBA che invece non svolgono produzione di servizi, ma fanno attività benefiche o promuovono attività a favore di soggetti in difficoltà, e tra l'altro nell'ente filantropico c'è una particolare disciplina per i redditi di locazione estremamente interessante. Probabilissimamente puoi diventare ente di terzo settore ordinario. Ma diventare ente di terzo settore ordinario, e sto per chiudere questa prima chiacchieratina, vuol dire incontrarsi con l'attuale articolo 79. L'articolo 79 ti dice una cosa a cui tu, che probabilmente eri un ente con qualifica ONLUS, non sei abituato, perché mentre le ONLUS hanno la presunzione legale di non commercialità, e quindi sono enti non commerciali per legge e per presunzione legale, pur producendo servizi anche in maniera organizzata a favore di soggetti svantaggiati in ambito sociale, sociosanitario o anche sanitario, se il soggetto è svantaggiato. Tu che invece entri nel terzo settore, con l'attuale articolo 79, in primis devi sapere che puoi essere qualificato sia come ente commerciale che come ente non commerciale. E in seconda battuta devi sapere che questa qualifica di ente commerciale o non commerciale dipende non solo dalle tue modalità organizzative, ma anche dal tuo risultato gestionale, cioè questa particolare previsione di poter avere per non oltre 2 anni un 6% di profittevolezza per delle attività esercitate, come è scritto oggi, non era scritto ieri, non sappiamo come sarà scritto domani, e tra l'altro c'è anche una presunzione legale di non imponibilità dei redditi prodotti da ex IPAB, che però è soggetto ad autorizzazione comunitaria, quindi bisogna vedere se permane. Certamente il mondo degli enti di terzo settore semplice può essere un pochino più interessante per il nostro mondo, perché se si riesce a restare enti non commerciali quando il 79 sarà definito nella sua totalità, potrà esservi un minor problema, sottolineo minore, non risolto, sull'imposta IMU. Certamente oggi è presto per dire qual è la scelta migliore. Si possono fare calcoli e conteggi a bocce ferme, si può dare un'indicazione di favor rispetto all'una o rispetto all'altra scelta. Arrivare fino in fondo è un'incognita, ma non è un'incognita solo perché poi tu hai una normativa ancora non efficace, ma perché poi rischi che diventi invece efficace una normativa diversa da quella su cui tu hai fatto i conti. Concludendo, per chiedere a Giuseppe se vi sono domande, sapendo poi però che vi sono ancora alcuni minuti, bisogna anche valutare che laddove arrivasse, non è detto che arrivi, l'autorizzazione comunitaria entro la fine di quest'anno, noi poi avremmo comunque ancora 3 mesi, gennaio, febbraio, marzo, per decidere se siamo ONLUS, quale forma acquisire o non acquisire rispetto ai ragionamenti che vi ho fatto prima, e su questo poi certamente UNEBA sarà, non dico colei che vi prenderà per mano e vi accompagnerà fino in fondo nel percorso di cambiamento, ma sicuramente quella disponibile a supportare questo percorso di cambiamento. Ho visto apparire Marco Petrillo, quindi direi a Giuseppe che non do la parola a Giuseppe per vedere le domande, ma se Giuseppe è d'accordo e se Marco mi ha sentito, ma tanto ormai siamo abituati a darci il passaggio in questo percorso, lascerei la parola a Marco. Grazie a tutti. Grazie, buongiorno a tutti. Non sono in perfetta forma, forse dalla voce si capisce, scusate, ma il ritardo è dovuto anche questo al collegamento. Ecco, ho sentito anche l'ultimo pezzo dell'intervento di Luca, molto qualificato. Il momento, come ben sapete, in questo passaggio, di questa riforma è particolare. Luca ha dato poi una carrellata veloce con i vari aggiornamenti, perché insieme seguiamo, diciamo, sui tavoli nazionali e non solo,
lo sviluppo della riforma e soprattutto cerchiamo di integrare con le altre riforme che stanno venendo avanti in modo, diciamo, autonomo. Il nostro compito è quello di integrarle, di rappresentare in maniera più organica un percorso di riforma che spazia a 360 gradi, tra cui quello del terzo settore. Sotto questo punto di vista, il compito di UNEBA, come ben potete anche verificare dai documenti e dalle newsletter, dalle informative che giungono a tutti noi, è quello di offrire un servizio, di offrire anche delle soluzioni normative laddove c'è consentito, per rendere sempre più aperti e trasparenti i nostri enti, rispondendo a tutte le novità che la riforma del terzo settore porta avanti. È evidente che tutto il tema della trasparenza amministrativa è un tema che è interessante da valutare, è un tema su cui la riforma del terzo settore si è spesa molto e che i nostri enti ci tengono particolarmente a rispettare, perché dalla trasparenza amministrativa si rappresenta un valore aggiunto, un passo importante, un elemento sempre maggiore di apertura verso l'esterno, di trasparenza verso il mondo dei stakeholder esterni, e quindi tutto il tema della documentazione da pubblicare sui siti internet della trasparenza amministrativa va in quest'ottica. Quindi UNEBA ha sempre spinto e portato a termine, diciamo, tutti i suoi progetti per aumentare la trasparenza amministrativa verso famiglie, verso soluzioni di contatto e di sviluppo informativo dei stakeholder, appunto perché chi crede e ritiene che tutto il tema dell'informazione, della trasparenza, della collaborazione col mondo delle famiglie dei stakeholder sia un elemento di qualificazione molto importante e di dimensione sociale territoriale. E siccome parliamo di riforma del terzo settore, sostanzialmente questo è un punto su quale UNEBA si è battuto per avere e continua a portare avanti in ogni sua dimensione, in ogni suo livello di contatto e di rapporto con le istituzioni, da quelle più centrali a quelle più periferiche. Poi Luca vi ha fatto anche, diciamo, una serie di elementi diciamo, di aggiornamento. Quello che stiamo portando avanti sulla parte che un pochino più seguo, su quello a livello fiscale, è quello di mettere a disposizione dei nostri enti, dei nostri soggetti gestori e quindi delle famiglie un sistema fiscale in armonia con i bisogni che vengono avanti. Sapete che i bisogni sociosanitari sono sempre più impellenti. Che cosa interessa portare avanti? Interessa portare avanti un sistema di defiscalizzazione delle rette per l'utenza, sempre più, diciamo, spinto verso una copertura quasi totale, no, del costo dell'assistenza, abbandonando il classico 19%, che è la percentuale media storica che tutti i contribuenti italiani conoscono per la detrazione o la deducibilità delle spese sanitarie. E UNEBA si sta diciamo, impegnando per riconoscere il lavoro svolto anche dal punto di vista della possibilità di portare in detrazione e in deduzione la maggior spesa possibile, dando un beneficio anche alle famiglie. Come ben sapete, questa dimensione di spesa è di normativa regionale che diciamo, assorbe la normativa nazionale e la può declinare poi sostanzialmente in situazioni di maggior favore. Stiamo quindi dialogando con tutte le regioni perché possa aumentare, nei limiti di legge, le percentuali di detraibilità o di deducibilità delle spese di assistenza presso i nostri centri per anziani, per disabili, per minori e soprattutto presso i servizi territoriali. Altro elemento sulla parte fiscale che stiamo cercando di portare avanti è di dare un vestito fiscale completo, omogeneo e di maggior favore per i nostri enti. È evidente che il collegamento da mantenere, sul quale UNEBA si sta battendo da tempo, un minor carico fiscale comporta anche un effetto di calmierazione, di abbattimento,
o di non aumento delle rette di assistenza è un elemento di forte interesse per un'EBA. Quindi tutto il tema di riuscire a minimizzare l'impatto fiscale deve essere letto anche in questo modo, un modo per abbattere, per diminuire l'aumento delle rette e di calmierare l'aumento delle rette, che già di per sé ha un andamento, diciamo, importante, perché con i costi e con i tassi inflazionistici i nostri conti economici hanno visto aumentare tutti le loro componenti principali. Quindi stiamo dialogando a vari livelli, anche e non solo con l'ausilio del Forum Nazionale del Terzo Settore, al quale UNEBA è iscritto e al quale con l'avvocato Legani partecipiamo ai tavoli di lavoro, uno pochi giorni fa, cercando di minimizzare l'impatto fiscale in termini di imposte dirette per i nostri enti, IRES ed IRAP, ma soprattutto cercando di correggere un effetto distorsivo che è nato dal combinarsi di una serie di norme che si sono accavallate sul tema dell'IVA. Sapete che l'IVA è questa imposta che colpisce i consumi, che colpisce anche i servizi territoriali, e quindi quello sull'IVA particolarmente ci sta a cuore, perché riteniamo che l'IVA deve essere zero, tutti i servizi territoriali debbano essere zero. Oggi non è così, perché c'è un effetto distorsivo sui veicoli giuridici che ci teniamo particolarmente ad eliminare, perché riteniamo che tutti gli utenti, tutti i nostri persone anziane, disabili, minori che si avvicinano ai servizi di un'EBA abbiano un'esenzione IVA, quindi non abbiano un aggravio di IVA. Quindi tutto l'enorme sforzo che stiamo facendo a livello governativo, ministeriale, a livello regionale, è quello di proporre sempre un livello di IVA zero nei nostri servizi, e laddove non c'è di ripristinarlo e laddove c'è di mantenerlo. Io ripasso la parola a Luca per capire se Marco, Pierangelo, a Giuseppe, eccoci qua. non ci sono altre domande. Se vuoi ti puoi avviare alla conclusione in 5 minuti. Grazie del tempo che mi dai, che mi permette anche di organizzare la parte finale. Quindi, Marco, ma data la voce a una conclusione definitiva la tua, è anche importante sì, sapere. sto facendo un po' di fatica, ma spero che si senta. Ecco, in conclusione, con questi ultimi 5 minuti, quindi è importante percorrere insieme questi cammini che portano a minimizzare l'impatto fiscale. Abbiamo bisogno anche di tutti gli stakeholder che ci stanno intorno, perché far capire al governo e far capire alle famiglie, far capire alle regioni, assessorati, a tutte le persone competenti anche a livello di decisori politici l'importanza delle strutture sociosanitarie e di servizi territoriali è fondamentale. È fondamentale non solo la presenza, ma anche tutto l'apparato normativo che ci sta intorno, e non dimentichiamoci che la leva fiscale può fare tanto. La leva fiscale spesso viene trascurata, invece può fare tanto perché, come dicevo prima, può fare tanto in due direzioni. Uno, perché minimizzando l'impatto fiscale ai nostri enti, tutto si traduce in un minor livello delle rette di assistenza, un beneficio per le famiglie, quindi anche un aiuto delle famiglie in questo senso è ben accetto. E poi perché togliendo l'IVA sui servizi territoriali, questo si traduce in un minor costo per le famiglie. Quindi entrambi, vedete, i due esempi che ho fatto sono esempi non a caso, ma sono esempi di leva fiscale importante. Ci batteremo anche per mantenere tutto l'apparato normativo, chiamato in un altro modo, ma comunque derivante dalla qualificazione ONLUS, perché è da quell'ambito che noi riusciamo ad avere quelle risorse aggiuntive di minore impatto fiscale, che non possiamo altro che poi rimettere dentro e reinvestire. Come ben sapete, tutta la qualificazione ONLUS che i nostri enti hanno ha un grande pregio. Tutti gli avanzi di gestione creati devono essere reinvestiti all'interno dei nostri servizi, e questo consente di mantenere i costi dei servizi bassi, di mantenere tariffe basse e di sviluppare i servizi in ottica di diversificazione dei servizi. Quindi la leva fiscale, anche se può sembrare una delle ultime, diciamo, leve da azionare, ha una grande importanza, e il coinvolgimento di tutti per noi è molto fondamentale. Grazie Giuseppe. Eccomi, grazie a te. Abbiamo ascoltato Marco Petrillo, presidente della Commissione Nazionale Fiscale
dell'UNEBA. Ricordo a tutti che anche se dopo che termina la diretta, chi voglia fare altre domande può continuare a scrivere nella chat sotto il video, l'UNEBA avrà cura di rispondere. Passiamo all'ultimo segmento di questo webinar che ha ad oggetto la comunicazione. Abbiamo con noi il dottor Pierangelo Pugliese, presidente della Federazione UNEBA Puglia, il quale ha organizzato, chiesto ed ottenuto il patrocinio di UNEBA e di altre importanti istituzioni che ora ci dirà, un master molto importante presso la LUMSA. Prego, Presidente Pugliese. Audio. Ecco, forse sì, mi sentite correttamente? Sì? Ora sì, grazie. Perfetto, buongiorno a tutti. Sì, c'era un blocco sul microfono. Grazie Giuseppe per la presentazione. Entro subito in argomento. Parliamo di formazione. Mi permetterete di fare un passo indietro nella storia per pochissimi istanti, ricordando a me stesso e a quanti sono in ascolto quello che scriveva, diceva l'assistente spirituale dell'UNEBA, che nasceva nel 1950. Si esprimeva in questo modo: la cultura e l'identità dell'UNEBA è ispirata ai principi della dottrina sociale della Chiesa, ma è estranea da ogni forma di confessionalismo, attenta ai valori fondamentali della Costituzione italiana e indipendente dai partiti. Decisa sostenitrice dei principi di pluralismo e sussidiarietà ed aperta e sensibile alla collaborazione con le pubbliche amministrazioni. Decisa sostenitrice delle libere iniziative assistenziali, ma nella misura in cui offrono un servizio di qualità alle persone. Sottolineerei proprio queste ultime importanti parole: servizio di qualità alle persone. Bene, per noi il servizio di qualità passa anche dalla formazione di tutto il personale che è chiamato, ognuno per il proprio compito e per il proprio ruolo, proprio ad erogare il miglior servizio possibile alle persone che vengono affidate alle nostre cure. È proprio da questo aspetto che siamo partiti, non solo nel costruire quella che è tutta la formazione che UNEBA vorrà portare avanti come progetto, ma anche proprio il progetto di un corso di alta formazione specifico e dedicato a tutti noi che operiamo nel settore. Questo perché mi sembrava corretto, come dire, partire proprio dalle motivazioni di fondo. Nasce di qui il progetto che costruisce chi vi sta parlando insieme al professor Matteo Carnì, professore di diritto canonico, ecclesiastico e vaticano presso la LUMSA, ma anche presso la Pontificia Università Lateranense. Insieme a lui collaboro da un po' di tempo e abbiamo insieme proprio realizzato questo progetto che abbiamo portato all'attenzione del rettore della LUMSA ed è stato approvato. Una volta approvato abbiamo pensato di coinvolgere direttamente le due associazioni datoriali a cui siamo legati, ovviamente partendo dall'UNEBA e andando poi all'ARIS. Quindi tutte quelle realtà di ispirazione cristiana e tutte quelle realtà cattoliche legate in maniera più diretta alla conferenza episcopale. Abbiamo ottenuto il patrocinio proprio della nostra UNEBA, ho ottenuto il patrocinio dell'ARIS e quindi abbiamo pensato di coinvolgere anche la Fondazione Samaritanus, della quale credo abbiate parlato questa mattina nelle altre parti del webinar. Da ultimo, ma non per ultimo, chiaramente il patrocinio che ha voluto concedere al percorso di formazione anche l'Ufficio Nazionale per la Pastorale alla Salute della Conferenza Episcopale Italiana. Bene, di cosa si tratta?
Si tratta proprio, come ho detto, di un corso di alta formazione di 40 ore con 4 crediti universitari, quindi CFU, tenuto presso la LUMSA di Roma, ma più precisamente presso la Scuola di Alta Formazione di Diritto Canonico, Ecclesiastico e Vaticano. Una scuola di altissimo profilo, il cui fondatore è stato l'indimenticabile professor Giuseppe Dalla Torre, presidente dei tribunali dello Stato Città Vaticano, ordinario in diverse università e anche nella LUMSA. Attualmente il direttore è il professor Paolo Papanti Pelletier e nel consiglio scientifico c'è anche il professor Matteo Carnì e nel comitato di direzione anche chi vi sta parlando. La scuola si occupa appunto di diritto canonico ecclesiastico in Vaticano, declinato sotto vari aspetti, e ha accolto ben volentieri questo primo corso specifico dedicato alla formazione dei manager dei servizi sociali, sociosanitari e sanitari cattolici e di ispirazione cristiana. Quando avrà inizio? Il percorso inizierà ad ottobre prossimo, più esattamente il giorno 11 di ottobre. Sarà organizzato ogni venerdì, saranno tenute le lezioni ogni venerdì dall'11 di ottobre fino al giorno 20 di dicembre, che vedrà proprio la conclusione di questo percorso. In occasione di ogni giornata ci saranno 4 ore di lezione, alcune volte anche afferenti a moduli differenti, e niente, la conclusione appunto sarà il 20, con una giornata che potrebbe anche vedere un momento di riflessione conclusiva, anche con la presenza di chi ha concesso il patrocinio. A chi è rivolto? È un percorso che è rivolto sicuramente intanto a chi svolge la funzione di management delle istituzioni, ma anche al personale di amministrazione, anche agli assistenti sociali, insomma le figure che hanno una certa responsabilità nella gestione, o meglio nel management proprio delle nostre strutture, dei nostri servizi. Abbiamo volutamente pensato di non bloccare l'accesso richiedendo un titolo di laurea, seppur triennale, ma lasciando aperto il percorso anche a coloro che sono in possesso del diploma di scuola secondaria, superiore secondaria, proprio perché l'intento è quello di allargare, di coinvolgere, di invitare quanti più soggetti possibili a intraprendere questo interessante, a nostro avviso, percorso, soprattutto nell'ottica di cui dicevo all'inizio, quindi formarsi per dare poi qualità. Per gli associati, quindi gli enti e tutti i dipendenti, ma non solo, anche i collaboratori, anche i professionisti degli enti associati, UNEBA, Aris e ovviamente senza dimenticare Samaritanus e Conferenza Episcopale, sarà possibile accedere ad un costo ridotto, così come potrete vedere nel dettaglio entrando, visitando e navigando nel sito ufficiale della scuola di alta formazione all'indirizzo di masterschool.lumsa.it, cercando proprio il corso di formazione in management dei servizi. Quali saranno i moduli? I moduli saranno vari, ci saranno moduli di diritto canonico ecclesiastico e anche vaticano, perché volevamo, tra gli altri aspetti, anche focalizzare l'attenzione sulle persone giuridiche canoniche pubbliche, senza dimenticare ovviamente tutto il terzo settore, ONLUS e già ETS, ovviamente anche il mondo del profit. Abbiamo moduli squisitamente di diritto, quindi tutti gli aspetti giuridici, anche con attenzione agli aspetti giuslavoristici. Abbiamo moduli diciamo che si dedicheranno all'aspetto amministrativo, quindi dal cost management al risk management, all'asset, tutti questi aspetti, alla contabilità, quindi agli aspetti anche fiscali, tributari. Diciamo che l'offerta è davvero, davvero ampia e, come dire, ricca, e spero possa soddisfare le esigenze. Un altro aspetto: chi gestirà le lezioni, quindi chi terrà le lezioni.
Nel costruire questo percorso abbiamo immaginato di poggiare il tutto su due grandi pilastri, quindi l'aspetto squisitamente accademico e quindi la presenza di ordinari di università come l'UMSA e come Pontificia Università Lateranense, e dall'altro lato professionisti coinvolti attivamente, quotidianamente e da lungo tempo nelle nostre realtà. Per cui tra i docenti troverete docenti magari a voi già noti, se appartenete alle nostre associazioni, quindi ad Aris e Uneba, perché sono appunto coinvolti professionisti del mondo Uneba, professionisti del mondo Aris. Ripeto, è il tutto completato dalla presenza di importanti ordinari delle citate università. Questo è un po' in sintesi il percorso, il tempo ce n'è ancora a sufficienza per potersi iscrivere. Diciamo che vi invito intanto a visitare il sito, a guardare il bando, a guardare il progetto, il percorso. Per qualsiasi informazione troverete i numeri di telefono, nonché le mail che fanno capo al professor Carnì, ma ovviamente resto a disposizione di tutti, anche io in maniera diretta, per ogni problematica o semplicemente per ogni chiarimento necessario, informazione utile, aggiuntiva. Vi invito ovviamente entro settembre, massimo i primi di ottobre, a perfezionare l'iscrizione qualora intendeste proprio inserirvi in questo percorso. Io non ho altro, nel senso che non vorrei rubare altri minuti, credo di essere stato quasi puntuale nel poter poi ridare la parola all'Avvocato Guaricci per la seconda parte, sempre afferente alla problematica, agli aspetti legati alla formazione. Qualora ci fossero domande, posso offrire qualche risposta adesso, altrimenti concluderei qui ringraziando tutti quanti voi per avermi ascoltato e ringraziando tutti quanti quelli che vorranno interessarsi di questo percorso. Grazie. Grazie Presidente Pugliese e complimenti perché sicuramente hai messo su un percorso formativo di altissimo livello sia per i contenuti sia per il prestigio delle altre istituzioni coinvolte. Concludo quest'ultima parte del webinar, sempre aventi ad oggetto la formazione. Innanzitutto, ecco, lo faccio con due comunicazioni di servizio più che altro. Innanzitutto vi ricordo il nostro prossimo convegno nazionale che si terrà a Verona il 10 e 11 ottobre dal titolo Anziani, cura e valori. Sicuramente anche in quella sede riprenderemo alcuni argomenti che oggi abbiamo potuto affrontare in tempi relativamente limitati. E come seconda informazione ho il piacere di annunciarvi che stiamo ultimando i ritocchi di natura tecnica per poter inaugurare e dare il via al nostro nostro nuovo servizio di formazione a distanza che afferisce al dominio www.corsi.uneba.org. Tra i propri servizi l'Uneba dedica agli associati due convegni nazionali gratuiti aventi ad oggetto le principali questioni di carattere sociosanitario in relazione al momento storico in cui ci si trova, e a questo andiamo ad aggiungere un nuovo servizio di formazione a distanza che sarà diviso, alcuni corsi saranno destinati esclusivamente agli associati, altri corsi saranno aperti al pubblico. Sicuramente saranno organizzati non solo dall'Uneba, che ha nel proprio statuto la formazione professionale come attività erogabile, diciamo, ma
molti altri eventi, immaginiamo anche degli short master, saranno organizzati congiuntamente a una o più università degli studi, in modo da dare la maggiore valenza possibile all'attestato che verrà rilasciato a chi parteciperà. Direi che siamo perfettamente nei tempi. Ho il piacere di dichiarare concluso questo nostro primo webinar dal titolo Un'EMA risponde. Sicuramente sarà ripetuto ogni qualvolta ci saranno argomenti di interesse importante sui quali eventualmente ci sarà la necessità o la volontà di dare chiarezza a chiunque ne sia interessato. Grazie a tutti e arrivederci.